Buongiorno, ben ritrovati, nuova edizione straordinaria dei nostri notiziari, sono le 11:30 in attesa della consueta conferenza stampa con il governatore Zaia. Ricordo che oggi è anche la seconda giornata dell'esame di maturità, un esame post-Covid, quindi solo un esame orale. Ricordo anche che sono 34.000 gli studenti veneti che stanno affrontando o che affronteranno la maturità quest'anno. Ieri Luca Zaia ha parlato anche delle linee guida per gli studenti invece che torneranno a scuola a settembre e insomma le linee guida che riguardano il distanziamento tra gli insegnanti e gli studenti, circa 2 metri tra i banchi, l'uso della mascherina quando ci si sposta a scuola, invece ci si può togliere la mascherina all'interno della classe, ed ancora ovviamente evitare gli assembramenti poi durante l'ora dell'intervallo. Insomma, linee guida che dovranno ovviamente essere approvate anche dal governo. Io vedo sul mio schermo subito Ilaria Marchiori che si trova all'unità di crisi di Marghera in attesa proprio della conferenza stampa del presidente Zaia. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, siamo proprio qui all'esterno dell'ingresso della Protezione Civile di Marghera in attesa dell'inizio della conferenza stampa del governatore Zaia, che oggi, come ha annunciato nei giorni scorsi, ospiterà la dottoressa Liviana Dadalt, la direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova e capo del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino. Una figura importantissima che si va ad aggiungere a tutte le altre che abbiamo avuto modo di intervistare e di ascoltare nei giorni scorsi, tutte quelle figure che in questi mesi sono state parte attiva nella lotta al coronavirus e ai contagi. Questa di oggi però sarà una conferenza speciale perché visto il personaggio, vista la presenza della dottoressa Dadalt, si parlerà di bambini, i bambini che in questi mesi, lo sappiamo, non sono stati presi molto in considerazione, un po' perché fortunatamente non sono stati vittima di contagio, perché i numeri sono stati decisamente contenuti, lo sappiamo anche secondo quanto ha detto il professor Andrea Crisanti. Sembra che i bambini in qualche modo resistano bene al coronavirus e dunque se non si è parlato di loro in realtà sotto questo fronte è stato anche un bene. Però poi c'è tutto l'altro aspetto, l'aspetto di questi bambini, soprattutto quelli più piccoli, che si sono dovuti confrontare con l'assenza degli amichetti, con il non poter andare a giocare nei parchi, e soprattutto quelli delle elementari con le lezioni online che non sono state facili, in particolare per i bambini di prima, seconda e terza elementare, per cui è stato decisamente più duro e più complesso. E dunque si parlerà dei bambini oggi, si cercheranno di capire tante cose anche dal punto di vista psicologico, dall'impatto che ha avuto questo isolamento per i bambini in questi mesi, perché anche se ora tutto si è riaperto e in qualche modo sono potuti ritornare alla normalità, in qualche modo un impatto sicuramente c'è stato sull'emotività dei bambini. C'è stato sugli adulti, figuriamoci se non c'è stato sui bambini, nonostante si siano dimostrati molto capaci, molto bravi nel rispettare tutte le regole e a volte anche più responsabili e più maturi di tanti altri adulti. E quindi oggi sarà una giornata, una conferenza dedicata completamente ai bambini e alla loro situazione, a quello che è stato e a quello che sarà. Cambiando invece argomento, c'è un'altra novità che arriva invece da Jesolo, perché sono sorte già alcune proteste per quanto riguarda un'ordinanza che è stata emanata dal sindaco Valerio Zoggia di chiusura dei pontili. Sono stati resi inaccessibili per rispettare le regole del distanziamento, una decisione che non è stata gradita proprio da tutti, da alcuni magnati e poi anche da un consigliere di opposizione, l'ex consigliere comunale Claudio Vianello, che ha attaccato dicendo è impensabile che l'accesso ai pontili sia vietato con tanto di catene. Si tratta di uno dei simboli per antonomasia della nostra spiaggia, ha detto Vianello, il divieto era nell'aria ma non immaginavamo che venissero addirittura sbarrati. Naturalmente immediata è stata la risposta del sindaco Valerio Zoggia, che ha emanato questo
ordinanza dicendo che è stata una scelta inevitabile. Ci dispiace, ha commentato, ma non potevamo fare altrimenti. Capisco la delusione dei nostri cittadini e anche degli ospiti, ma il divieto di assembramento nei pontili è una delle condizioni necessarie per garantire l'apertura della spiaggia e la sicurezza delle persone. Ovviamente abbiamo le spiagge riaperte, ma con tutti i divieti del caso. Bisogna un po' pazientare, bisogna un po' capire che questa non sarà un'estate normale, usiamo questo termine, ma cercare di trovare la positività in questa apertura che c'è stata e quindi accontentarsi di come si potranno svolgere le vacanze. Queste, diciamo, sono le notizie principali della mattinata. In attesa dell'inizio della conferenza stampa del presidente Zaia, vedremo se anche lui stesso ci darà ulteriori novità e che cosa soprattutto emergerà dal punto insieme alla dottoressa Dadalta. Se non ci sono altre domande dallo studio, Daniela, io restituisco la linea. Ecco Laria, solo una cosa, appunto ci parlavi dell'ordinanza di Valerio Zoggia per quanto riguarda Jesolo e abbiamo visto insomma lo scorso fine settimana un assalto vero e proprio alle spiagge. E qualcuno però si lamentava della mancanza di controlli, dell'assembramento sulla spiaggia e anche appunto sul pontile. Sì, probabilmente l'ordinanza del sindaco è arrivata proprio alla luce di quanto accaduto, dal momento che probabilmente, lasciando tutto aperto, ha visto che appellandosi al senso di responsabilità dei turisti, dei bagnanti, i risultati sono stati quelli che abbiamo visto anche nei nostri telegiornali, e quindi ha pensato bene di prendere questa decisione, questa che lui ha definito una scelta inevitabile, proprio per cercare di salvaguardare il più possibile tutte le persone che si recano in spiaggia. Grazie davvero Ilaria, grazie e buon lavoro. A voi. Dunque avete sentito, quindi alle 12:30 conferenza stampa con il governatore Zaia. Intanto anche riguardo agli studenti che torneranno a scuola, un progetto di ricerca che riguarda il cambiamento nell'aria, che è stato promosso dalla Libera Università di Bolzano e Agora con la collaborazione dei ricercatori dottorandi dell'Università UAV di Venezia e degli Atenei di Trento e Padova. Ha fotografato la qualità dell'aria a scuola nei mesi precedenti la chiusura per la pandemia di coronavirus. Una concentrazione di CO2 eccessiva dimostra una ventilazione inadeguata per larga parte del tempo di occupazione. Una cattiva notizia, dicono, in vista del rientro a scuola ai tempi del Covid-19. La prevenzione del contagio passa attraverso il controllo della concentrazione e della distribuzione della carica virale, che sia pur con proprie specificità non è radicalmente diverso da quello di molti altri contaminanti indoor. Informa, questo lo dice Andrea Gasparella, professore di termofisica degli edifici della Facoltà di Scienze e Tecnologia dell'Università di Bolzano. Quindi il corretto ricambio d'aria può limitare il livello di CO2 e contenere la concentrazione della carica virale nell'ambiente confinante allo stesso tempo. Dunque questo è quanto dicono, questo è il progetto, il cambiamento è nell'aria. E noi abbiamo visto, insomma abbiamo parlato delle linee guida che ieri Luca Zaia insomma ha spiegato durante la conferenza stampa, e se vogliamo sentire appunto quali sono ovviamente linee guida che poi dovranno essere approvate ovviamente dal governo. Vediamole insieme. Dalle ore di lezione a quella di ricreazione, dal consumo dei pasti all'educazione fisica. Manca la validazione del Ministero dell'Istruzione, ma le linee guida per la riapertura delle scuole, condivise dal Veneto nella conferenza delle regioni e delle province autonome, sono pronte e comprendono tutto lo spazio temporale attraversato quotidianamente dagli studenti, dall'arrivo a bordo di un mezzo pubblico all'uscita dall'istituto. Queste linee guida, lo vedrete, sostanzialmente prevedono i varchi all'ingresso nelle scuole, che sono cose sostenibili, no? Misura della temperatura corporea, l'igienizzazione, il tema delle scarpe piuttosto che delle mani. Questo lo possiamo chiedere a dei bimbi che vanno alle elementari o qualcun altro che è in età, diciamo, scolastica nella scuola dell'obbligo, e anche agli operatori. Nelle fasi di ingresso e uscita dovrà essere assicurata una distanza di almeno 1 metro.
Nelle aule delle scuole materne, elementari e medie 1,80 metri quadrati a studente, mentre alle superiori 1,96. La mascherina non la si porta durante le lezioni, qua avete poi tutte le casistiche, la si indossa solo per uscire, che so, andare al bagno o uscire di classe o per gli spostamenti, dall'aula o per gli spostamenti. Sulla ricreazione c'è l'opzione, per evitare l'assembramento, di farla in loco. Altre linee guida prevedono la pulizia e disinfezione di banchi, cattedre, corrimano, interruttori, maniglie, finestre e servizi igienici, così come nelle mense, dove sarà previsto un menù ad hoc monoporzione. Ed ora una notizia di cronaca: un uomo è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella notte a Verona all'interporto Quadrante Europa. Secondo una prima ricostruzione l'operaio è stato travolto da una motrice ferroviaria ed è rimasto ucciso sul colpo. Ovviamente poi ulteriori dettagli di questa tragedia che è avvenuta a Verona ve li forniremo nel corso delle nostre prossime edizioni straordinarie o nel corso dei nostri telegiornali. E una notizia che arriva invece dalla Regione: quasi 5 milioni di euro stanno per arrivare all'ULSS e ai comuni del Veneto per sostenere con contributi mensili le famiglie affidatarie che hanno accolto nel corso del 2019 un bambino o un ragazzo in difficoltà, affiancandosi alla famiglia di origine, e quindi sono stati assegnati dalla Giunta regionale del Veneto all'azienda Zero perché provveda al riparto agli enti territoriali. I contributi sono pari a 107 euro mensili per minore, per un totale complessivo di 4 milioni e 850 mila euro. L'affido resta la via privilegiata per affiancare un minore e la sua famiglia in una situazione di difficoltà, afferma l'assessore regionale alla sanità e alla sociale Emanuela Lanzarin. Da qui la scelta di privilegiare questo strumento anche nella ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Lo scorso anno sono stati oltre 1 migliaio i minori allontanati dalle loro famiglie d'origine su istanza dei servizi sociali o con provvedimenti della magistratura minorile. La Regione, attraverso i servizi sociali dei comuni e delle ULSS, sostiene con un contributo mensile le famiglie che si fanno carico di accogliere questi minori e di seguirli nel percorso educativo. E dunque, l'abbiamo detto, ieri è iniziato il primo giorno di questa maturità storica, quindi una maturità che prevede solo una prova orale, studenti che hanno un'ora di tempo, insomma, per poter effettuare il proprio esame, insomma, e chiudere questo percorso insomma, di 5 anni, percorso scolastico, e quindi iniziare una nuova pagina proprio della loro vita. Vediamo ieri come è andato proprio a Vicenza. Un abbraccio alla fine di 5 anni di scuola dopo un esame di maturità quest'anno in tempo post-Covid, rivoluzionato, con esame orale di un'ora e commissione interna più un commissario esterno, che i ragazzi raccontano così. L'esame è stato suddiviso in più parti, tra cui una parte di cittadinanza, delle proprie esperienze riguardanti all'alternanza scuola-lavoro, e poi suddiviso nelle varie materie che sono uscite per l'indirizzo o per la classe. È stato come doveva essere, cioè un colloquio con i professori in cui si discutevano le varie materie. Un'ora intensa dove i giovani devono mostrare tutte le loro conoscenze e la capacità di collegare le materie, vissuta da ognuno in maniera diversa. È stato stressante perché un'ora l'ho sentita, soprattutto verso la fine, con le ultime materie, è stato molto faticoso. Infatti quando ho finito mi è sembrato un'eternità. Per me è stato un lampo, un fulmine veramente. Sì. Irrinunciabile per i maturandi la possibilità dell'esame in presenza. È stato importante averlo fatto in presenza o era forse meglio farlo online? No, assolutamente in presenza, cioè almeno concludere i 5 anni, concluderli bene, perché comunque l'anno non è stato concluso, almeno la maturità ho preferito farla in presenza assolutamente. Con presenza sicuramente, cioè, a parte che si evitano imprevisti, ma c'è proprio
c'è contatto anche visivo, è un'altra cosa. Una rivoluzione anche da un punto di vista pratico. Gli istituti superiori si sono organizzati come liceo Lioi, distanze sociali rispettate, commissari a 2 metri di distanza e con mascherine, il candidato separato da una barriera in plexiglass, gel igienizzante, sanificazione e chi ha potuto ha creato accessi separati, misure che comunque hanno lasciato il segno. Un'esperienza forte, è rimasta la maturità quello che è, però è rimasta una maturità molto apatica, nel senso distanze, sicurezza, quindi a livello sanitario. E dopo le fatiche, come si conviene? E adesso si festeggia. Dunque avete sentito oggi quindi seconda giornata, esami che dovrebbero andare avanti fino a circa i primi giorni di luglio, poi insomma terminerà anche questo esame di maturità post-Covid. E la ripartenza però sembra davvero ancora molto lenta. Abbiamo chiesto quindi ai vicentini che cosa servirebbe ad esempio alla città. Ripartire dopo la pandemia che ha messo in stand-by per quasi 3 mesi la vita di un paese è più facile a dirsi che a farsi. Così a guardare il centro di Vicenza sembra tutto tornato come prima del Covid-19. Eppure, nonostante le apparenze di un via vai di persone, alla città serve ancora qualcosa per risollevarsi. Ma cosa? Lo abbiamo chiesto ai vicentini, ai commercianti, ognuno ha una sua idea. Essere un po' audaci, diciamo, a fare certe scelte anche diverse dalle solite, quindi osare di più iniziative, manifestazioni anche culturali. Se ci fosse anche qualche evento in più nel limite di quello che si può organizzare sarebbe sicuramente un qualcosa di positivo e che la gente ormai si aspetta. Lavoro. Dobbiamo inventarci il lavoro, ma se già prima questo non c'era, adesso come lo facciamo a fare? La città deve offrire delle opportunità, deve offrire spazi adeguati sicuramente, ma soprattutto stimolare le persone, come ho visto adesso in Piazza dei Signori, questi plateatici esposti, che vivi la città. La Confcommercio ha fatto un coupon di €1 per chi viene a parcheggiare in centro. Io direi che questo è un piccolo inizio, d'accordo, però secondo me ci vorrebbe il parcheggio gratuito perché dobbiamo far venire tanta gente in centro. Servirebbe un massiccio intervento dall'alto, assolutamente soldi a fondo perduto. Abbiamo bisogno di ripartire, però senza debiti. Dunque insomma avete sentito ovviamente una partenza difficile e lenta anche dal punto di vista ovviamente economico, grande le difficoltà. Io vedo già sullo schermo però pronto Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei e grazie a voi. Dunque partiamo subito con gli stati generali, incontri che continuano a susseguirsi. Come sta andando? Guardi, gli stati generali sono importantissimi, ma quello che è importante è che alla fine degli stati generali ci siano 3 decreti magari, uno per la riapertura della scuola, uno per sbloccare le opere e i cantieri e uno per tagliare le tasse e semplificare la vita a cittadini e imprese. Noi ci attendiamo concretezza, poi la riflessione generale su cosa faremo nei prossimi 10 anni, che deve emergere anche dal confronto degli stati generali, è utilissima, ma è soprattutto urgente, lo dicevano i vostri concittadini intervistati, che ci siano delle misure che consentano veramente di rimettere in moto l'economia. Già prima stavamo male, dopo è arrivato il Covid, o facciamo delle cose straordinarie oppure nonostante gli stati generali noi staremo veramente malmessi. Senta, il presidente di Confindustria ha detto durante gli stati generali, ha criticato il governo dicendo che è un periodo di politica degli annunci, di un paese bloccato dalla burocrazia e dall'incapacità di decidere. Ho detto in altre parole delle cose che si avvicinano, nel senso che ho detto che mi aspetto veramente che ci siano dei provvedimenti assunti la sera stessa che finiscono gli stati generali, perché altrimenti saremmo incoerenti. Abbiamo consegnato come partito, come Italia Viva, a febbraio alla ministra De Micheli e al Presidente del Consiglio una bozza, chiamiamola così, ma è scritto in maniera molto chiara, una bozza di decreto legge
legge da assumere per sbloccare i cantieri. Ci sono 120 miliardi di opere bloccate in questo paese. Sblocchiamo quelle. Sono certo che questo darà una mano vera all'economia di questo paese. E poi c'è bisogno veramente di fare un'alleanza. Io lo dico al presidente di Confindustria, in cui capisco anche le parole dure, ma c'è bisogno di fare un'alleanza tra le forze politiche che non possono più mettersi a litigare in una situazione drammatica come questa, la più grave crisi economica che la Repubblica Italiana ha mai vissuto, e tra le forze sociali. Cioè, dopodiché discuteremo tra 6 mesi, quando l'economia avrà ripreso, di chi è più bravo. Oggi dobbiamo solo mettere in campo le energie per far ripartire questo paese. Abbiamo assunto 80 miliardi di debito per cassa integrazione e per sanare i fatturati delle aziende che hanno perso in questi mesi. 80 miliardi di euro sono una cifra enorme, sono debiti che pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti. Rispetto solo a questo abbiamo l'obbligo morale di metterci al lavoro. Ci sono ancora troppe saracinesche abbassate, perché sono quegli imprenditori che non pensano di poter ripartire perché non hanno fiducia nella ripartenza, perché facevano 100 caffè e adesso ne fanno 20 e hanno bisogno di capire che c'è un paese che si sta rimettendo in moto, e per questo politica e forze sociali devono unirsi in un messaggio che sia chiaro, che sia forte, che sia limpido e che sia concreto, fatto proprio di misure che consentano veramente agli italiani di sentire che le istituzioni sono dalla loro parte. Infatti lei lo stava dicendo adesso, e anche il Premier Conte lo diceva, nonostante le riaperture purtroppo moltissime attività sono ancora chiuse, molte hanno deciso di non riaprire, insomma una situazione che davvero sta diventando drammatica. Nonostante la riapertura è davvero molto difficoltoso per il momento, i commercianti, gli esercenti, i baristi sono in grandissima difficoltà. Sa, perché con un DPCM si può ordinare la chiusura e si può autorizzare la riapertura, ma le saracinesche le tirano su i commercianti, gli artigiani e i professionisti, non le può tirare su il governo, e le saracinesche le tirano su chi pensa veramente che ci sia una prospettiva di riapertura, perché se no tirare su quella saracinesca vuol dire pagare l'affitto e non riuscire neanche a pagare i costi del personale, e quindi è evidente che c'è ancora una fase di disagio straordinaria, e poi lo Stato ha una responsabilità su questo, nel senso che noi dobbiamo mettere in condizione di sicurezza i cittadini, e sappiamo che il Covid ha fatto migliaia di vittime, di questo non possiamo mai non tener conto, ma dobbiamo anche essere consapevoli che l'economia va fatta ripartire, quindi bisogna riattivare i treni, bisogna riaprire gli aeroporti, bisogna fare in sicurezza tutte quelle cose che consentono al nostro paese di essere anche di nuovo un luogo di viaggio dove tornano i turisti. Le nostre città, Venezia come Roma, come Firenze, sono deserte. È chiaro che nessun ristoratore riapre quando una città che vive di turismo è deserta, e io sono preoccupato, noi siamo preoccupati per il turismo balneare, che la cui stagione è praticamente già aperta, e ahimè non vediamo arrivare le persone che dovrebbero arrivare in questo paese per tenere su quell'economia che è un'economia estiva, sì, ma per molti è un'economia che tiene su la famiglia tutto l'anno, nonostante si lavori 4 mesi. Sindaco, invece parliamo delle elezioni. C'è una data, qualcosa, insomma, com'è la situazione in questo momento? Guardi, adesso tra oggi e domani il Senato approverà in via definitiva il decreto sulle elezioni, che fissa una finestra. Probabilmente alla fine si voterà il 20 e 21 settembre, perché si è cercato di mettere insieme le esigenze da una parte degli studiosi e del gruppo di lavoro del Ministero della Sanità, quindi degli scienziati che hanno dato le loro indicazioni, le richieste dei governatori, la richiesta della maggioranza, la richiesta dell'opposizione. Si è cercato di trovare una sintesi. Io l'unica cosa che temo è che chi ne faccia le spese del 20 e 21 settembre sia la scuola, perché aprire la scuola a metà settembre, dopo doverla richiudere per i seggi e dopo disinfestazione, e dopo si rischia di partire con l'anno scolastico di nuovo in difficoltà. Quindi speriamo e lavoriamo, e il Ministero dell'Interno sta lavorando per cercare più sedi alternative possibili alle scuole, quindi evitando che ci sia una nuova interruzione. Comunque 20-21 settembre si vota. Infatti molti chiedono appunto
punto, come diceva lei, sedie alternative per evitare insomma, che gli studenti debbano di nuovo sospendere l'attività appena iniziata dopo insomma, mesi di corsi e di lezioni online. Senta, per quanto riguarda invece il candidato di Italia Viva nel Veneto? Arriverà, sarà un candidato alternativo perché non ci possiamo riconoscere nella coalizione che sostiene Lorenzoni. È una candidatura che mi sembra, lo dico con grande rispetto, assolutamente fragile, che non si è neanche sentita in questi mesi, proprio non si è mai sentita. Le scelte di Zaia, la coalizione di Zaia sono per noi non percorribili, perché io riconosco a Zaia, perché in politica bisogna avere anche la capacità di dire le cose che funzionano, non solo quelle che non funzionano dell'avversario. Il presidente Zaia ha gestito l'emergenza del Covid tutto sommato con la capacità di tener conto delle esigenze sanitarie, di protezione della popolazione, ma anche delle necessità economiche che ci sono nel contesto, e quindi penso che su questo vada riconosciuto al presidente Zaia. Certo è che Zaia funziona bene perché il Veneto funziona bene, probabilmente funzionerebbe bene, anzi funzionerebbe meglio con qualcuno che abbia anche un po' più una spinta di innovazione. Il Veneto è gestito da troppi anni dalle stesse persone e questo hanno fatto sedere sulle loro sedie un po' comode senza metterci quell'innovazione che una regione come il Veneto avrebbe bisogno, di cui una regione come il Veneto avrebbe bisogno. Un altro argomento era quanto ha detto il ministro Gualtieri, diceva meno vincoli per i contratti a tempo determinato, insomma cercare di rendere un po' più meno burocratica insomma, la situazione vista la situazione attuale. Il ministro Gualtieri mi commuove, nel senso che sono mesi che cerchiamo di cancellare il decreto dignità e tutti i vincoli che ha imposto, che sono dei vincoli assolutamente inutili sotto il profilo della garanzia per i lavoratori, che impedisce invece il rinnovo dei contratti, soprattutto in una situazione di emergenza come questa, dove il rinnovo dei contratti sarebbe necessario. Quindi bene se ci andiamo, però se trasformiamo le parole in fatti, sosterremo questa tesi che abbiamo provato a portare più volte in Consiglio dei Ministri senza successo. Sono contento che cominciamo ad avviare su questa strada. È una risposta seria a un problema gigantesco. Senta, tornando solo per un attimo agli Stati Generali, avevamo fatto noi una sorta di sondaggio e c'era una sfiducia nei confronti proprio degli Stati Generali da parte dei cittadini. Li capisco, perché devo dire con grande rispetto, il Presidente del Consiglio ha diritto di scegliere gli strumenti che ritiene, ma non è il tempo di fare grandi discussioni, è il tempo delle grandi decisioni e soprattutto delle decisioni rapide. Quindi da questo punto di vista Colau aveva fatto un lavoro, peraltro l'incarico a Colau è stato dato dal Presidente Conte. Io sarei andato avanti su quel progetto vedendo le cose che proponeva che erano fattibili, ce n'erano tante, noi lo abbiamo detto, e trasformare quelle idee in fatti concreti piuttosto che prendere altre idee su cui discutere e ricominciare. Noi abbiamo bisogno di cose peraltro anche molto semplici. Ne faccio un esempio: semplificare le procedure per la cassa integrazione. Non abbiamo bisogno che ce lo dicano tutti che vanno semplificate con un provvedimento. Bisogna intervenire tagliando la burocrazia che impedisce ancora oggi a tanti italiani di ricevere la cassa integrazione quando sono mesi che dovrebbero averla incassata, e c'è gente che non ha lo stipendio, non ha la cassa integrazione, vive veramente con difficoltà. Quindi io capisco la perplessità sugli Stati Generali. Dico, il Presidente del Consiglio ha deciso di percorrere questa strada, noi ci auguriamo che sia la più fruttuosa possibile, diamo tutto il contributo anche all'interno degli Stati Generali con i nostri ministri, ma pretendiamo, lo dico con grande rispetto, che alla luce e alla fine di questi Stati Generali ci siano dei provvedimenti, quelli che citavo prima per esempio, che chiaramente dimostrino come ci sia un'efficienza dietro alle parole del governo. Senta, i cittadini che in questo momento vedono davvero nero, parliamo dei cittadini, parliamo dei commercianti, lei che cosa direbbe loro in questo momento? Di non mollare, che l'Italia è più forte delle sfide che ha davanti. Ce l'abbiamo sempre fatta, ce la faremo anche questa volta. Bisogna tener duro, ci saranno ancora delle settimane difficili, ma se riusciamo insieme
a mettere in campo senza inutili parole quelle misure che consentono veramente di rimettere fiducia e di far ripartire l'Italia, partiremo meglio di come ci siamo arrivati al Covid, perché abbiamo imparato alcune cose, credo che siano lezioni che serviranno al nostro Paese per sapere che bisogna stare con la schiena più dritta e che bisogna mettere più elementi a disposizione di chi vuole fare impresa per farla in grande libertà. Abbiamo bisogno di una miglior rapporto che va costruito anche con norme più rigide per facilitare il credito. Abbiamo bisogno di fare delle cose che consentano veramente alle imprese di poter essere più competitive sui mercati stranieri, ma dico di non mollare, perché io sono convinto che ce la faremo a rimetterci in piedi. La ringrazio, grazie davvero, grazie alla Vicepresidente della Camera, grazie per aver accettato questo invito, speriamo magari di poterla risentire anche nei prossimi giorni per fare un po' il punto della situazione. Sempre volentieri. Grazie, arrivederci e buon lavoro soprattutto. Dunque, prima di dare la pubblicità, l'incidente di cui vi avevo parlato prima, un incidente, una tragedia avvenuta a Verona. Si trattava di un tecnico di Rete Ferroviaria Italiana, l'operaio morto la notte scorsa a Verona nell'interporto Quadrante Europa dopo essere stato schiacciato da una motrice. In una nota del RFI esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari della vittima. La società annuncia di aver avviato un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo in studio. Bene, siamo tornati nuovamente in studio e subito una notizia importante anche per Venezia. Con 680 voti a favore, 7 contrari e un astenuto, il Parlamento europeo ha approvato la mobilitazione del Fondo europeo di solidarietà per le alluvioni del 2019. Saranno stanziati 211,7 milioni di euro a favore di Venezia e delle regioni colpite. Tutti ci ricordiamo i danni causati dalle alluvioni, frane, allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzione della rete stradale elettrica, del gas. Tutti abbiamo ancora negli occhi l'inondazione di Venezia. È un dovere dell'Unione dare aiuti in caso di necessità. Questa è l'Europa che funziona, è un'altra battaglia vinta a Bruxelles nell'interesse degli italiani. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Vedo già sullo schermo Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, ieri ha dato un annuncio importante su Cortina. Cortina, insomma, città Covid free. Sì, direi una notizia importante, di quelle notizie che attendavamo da molto tempo. Devo dire che la nostra cittadina ha sofferto particolarmente, visto che ci siamo trovati ad interrompere la stagione invernale proprio a causa di questa pandemia. Abbiamo avuto molti casi all'interno del territorio, ricordo che noi siamo pochi residenti, ma probabilmente le settimane a cavallo di febbraio-marzo, le cosiddette settimane bianche, probabilmente hanno, diciamo, negativamente prodotto questo virus che, devo dire, ha portato ben 109 casi all'interno del territorio di Cortina. Oggi possiamo dire, anzi ieri, visto che il 16 siamo diventati comune Covid free, devo dire che insomma possiamo effettivamente dire che il problema è superato. Ovviamente l'attenzione deve rimanere alta, però insomma possiamo tirare sicuramente un sospiro di sollievo. Ecco, sicuramente una riapertura di tutto, insomma, ovviamente, però una crisi che ormai è pesante. Come sta andando lì a Cortina? Insomma, ovviamente vivete di turismo, adesso si sono aperte le frontiere, cominciano a ritornare anche i turisti. Sì, devo dire che giugno va un po' a rilento, ma questo ce lo aspettavamo, anche perché tutte le manifestazioni, e ne avevamo veramente tante, in giugno sono state ovviamente annullate. Manifestazioni non solo nazionali ma internazionali, come ad esempio la Lavaredo Ultra Trail, che portava persone e atleti da tutto il mondo. Però su luglio-agosto direi che ci sono veramente delle buone occasioni, delle buone opportunità. Ci sono tantissime richieste, in particolar modo per quanto riguarda gli appartamenti, e noi ne abbiamo molti. Soffriranno forse un po' di più gli alberghi, ma c'è tanta voglia di montagna. In particolare devo dire
che su Cortina ci sono tante richieste, mi dicono le agenzie che hanno difficoltà probabilmente a sopperire alle tante richieste che stanno arrivando, tra l'altro di periodi molto lunghi che le persone vorrebbero passare nella nostra località. Da questo punto di vista credo che la montagna è certamente vincente rispetto al mare o forse il lago, visto che il distanziamento, il territorio che noi possiamo offrire è sicuramente una carta molto importante e valida che i turisti apprezzano e apprezzeranno in particolar modo in questa estate di passaggio. Dunque, Sindaco, anche una stagione a questo punto che si allungherà ovviamente. Sì, direi di sì, molti anche degli eventi che avevamo sono stati spostati su settembre. Come dicevo, c'è voglia di montagna, un'estate sicuramente diversa, con manifestazioni che ci siamo reinventati, quindi più all'aria aperta, più picnic, più arrampicate, mountain bike e direi sicuramente la nostra natura, il nostro ambiente saranno protagonisti di un'estate diversa, ma io immagino che potrà dare alcune soddisfazioni, poi ovviamente a fine settembre tireremo un po' le somme, però credo che non tutto è perso e quindi da parte nostra che dei nostri operatori c'è comunque un giusto entusiasmo e voglia soprattutto di riniziare e di rientrare in una normalità. Lei appunto prima diceva iniziative che sono state spostate a settembre, quindi insomma si ricomincia un po' con la vita, se si può dire, normale. Sì, devo dire, ovviamente come dicevo, giugno è stato annullato tutto, buona parte su luglio, però già l'ultimo weekend di luglio, proprio ieri ho avuto l'incontro con la Coppa d'Oro delle Dolomiti, la competizione di auto storiche che è un po' una delle manifestazioni di tradizione all'interno della nostra località, verrà comunque fatta, quindi avremo nel weekend dal 26 al 28 giugno la Coppa d'Oro delle Dolomiti e quindi che darà un po' là appunto a diverse manifestazioni che ci saranno comunque seppur reinventate anche nel periodo di agosto, quindi con una presenza ad esempio di una montagna di libri con attività più sulla piazza rispetto ai contenitori su cui eravamo abituati, quindi la nostra Alexander Hall piuttosto che all'interno di alcuni hotel. Però ripeto, sarà un'estate all'insegna dell'aria aperta, all'insegna della natura e quindi sicuramente sarà un'estate insomma, che potrà dare sicuramente delle soddisfazioni, come dicevo. Senta, le strutture hanno riaperto tutte o c'è qualcuno che invece ha scelto di attendere prima di riaprire? Sì, alcuni hanno e molti hanno già aperto, alcuni apriranno diciamo entro la fine mese, alcuni rimarranno chiusi. Evidentemente ci sono alcune strutture, in particolar modo quelle più importanti sotto il profilo appunto dei numeri, quindi di grandezza, che hanno deciso tra l'altro di fare degli interventi anche di ristrutturazione o comunque di ammodernamento proprio in questo periodo, visto che comunque lasceremo anche nel periodo luglio-agosto la possibilità di fare le lavorazioni per recuperare il tempo perso e quindi approfitteranno di questo periodo, di quest'estate un po' diversa per riaggiornarsi. Però stiamo lavorando su un'estate direi comunque con molte presenze, con molta gente. Faccio presente che noi abbiamo circa 5.000 posti letto all'interno degli alberghi, però sui 25.000 negli appartamenti, quindi sarà sicuramente una cortina con tanta gente. Ecco, come si sono attrezzati invece le strutture? Insomma, parliamo sia delle strutture alberghiere, dei ristoranti, insomma, gli agriturismo, come si sono attrezzati dopo ovviamente tutte le linee guida che sono arrivate? Sì, nel rispetto ovviamente delle linee guida, all'interno ovviamente delle proprie attività. Devo dire in principal modo anche l'amministrazione si è fatta fare parte attiva per una sanificazione complessiva periodica per quanto riguarda gli spazi all'aperto, gli spazi pubblici di sua competenza. Devo dire l'associazione albergatori da questo punto di vista è molto attenta ai protocolli e non solo, visto che insomma mi parlavano di molte iniziative insomma, che vanno incontro al turista prossimo all'arrivo. E ripeto, per quanto riguarda i rifugi si sono attrezzati con attività più che altro all'aperto, quindi con i picnic, le classiche grigliate che verranno offerte sui propri prati, sui propri giardini, anziché all'interno dello stesso rifugio. Però insomma un'estate da reinventare è stata reinventata e mi pare che i nostri imprenditori non si sono persi d'animo, anzi si sono reinventati anche loro
garantendo appunto la sicurezza che rimane comunque, diciamo, il pilastro principale all'interno del quale dobbiamo offrire le nostre vacanze. Quindi una cortina sicura, una cortina che guarda in particolar modo però appunto alla possibilità, l'opportunità di offrirsi utilizzando il proprio territorio, il proprio ambiente. Sindaco, facendo un passo indietro, quando c'è stato insomma il lockdown, vedere una cortina completamente deserta faceva veramente, era impressionante da vedere. Sì, devo dire, anch'io nelle mie pagine Facebook ho postato ieri appunto un post di questa appunto fine della pandemia, dove faccio presente che è stata una vera e propria sofferenza, abituati appunto a vedere una cortina piena di gente, con tutte le attività aperte, gli alberghi in funzione, gli impianti di risalita aperti, e quindi da un giorno all'altro, dall'8 marzo, vedere appunto una cortina chiusa, che non era la cortina del fuori stagione, ma in un silenzio che io ho definito assordante, visto che era un silenzio diverso, un silenzio probabilmente di paura, un silenzio forse di malattia. E quindi sono state settimane difficili, anche settimane in cui ci siamo visti veramente anche sotto pressione, da una pressione data appunto dalle tensioni che naturalmente in una situazione di difficoltà si erano anche comunque create all'interno del paese. Ricordo che noi abbiamo delle forti presenze anche di turisti, avevamo delle forti presenze di turisti, avevamo la parte ovviamente residente, avevamo e abbiamo comunque una sanità tarata per un territorio e per numeri, diciamo, che sono quelli poi delle persone residenti all'interno della nostra provincia di Belluno, quindi difficoltà a mantenere, diciamo, in qualche modo l'equilibrio, che però guardandosi indietro direi che insomma è stato gestito sicuramente al meglio, e al di là delle prime giornate, le prime settimane di difficoltà, direi che c'è stato sicuramente molto senso civico, e quindi possiamo veramente dire, insomma, essere io in particolar modo orgoglioso di quello che è stato fatto e di come è stato gestito, e soprattutto di chi c'era, perché devo dire le istituzioni in generale, ma le associazioni e i volontari sono stati preziosi e sono sempre stati presenti. Sindaco, a livello di turisti stranieri, a parte insomma i turisti locali che ovviamente verranno sicuramente, ma a livello di turisti stranieri, insomma, avete avuto, mi sembrava di capire, anche delle prenotazioni, le frontiere si sono aperte, insomma, abbiamo visto che almeno nelle zone balneari abbiamo cominciato a sentire già i tedeschi, insomma, per le persone di lingua tedesca che cominciavano ad arrivare. Sì, devo dire che si sono visti, si stanno vedendo gli stranieri, in particolar modo gli stranieri che vengono nel periodo estivo sono un po' diversi rispetto agli stranieri che sono normalmente da oltreoceano per la stagione invernale, quindi sia gli austriaci sia i tedeschi sono presenti, in particolar modo per quanto riguarda ovviamente le nostre passeggiate, le vie ferrate, quindi utilizzano appunto molti rifugi e anche i campeggi. Devo dire che però, diciamo, agosto è il mese degli italiani, quindi comunque al di là del pubblico straniero che noi contiamo e speriamo di recuperare un po' nel periodo di luglio e di settembre, agosto sarà comunque il mese degli italiani, che hanno garantito, direi, il tutto occupato, il tutto pieno, quindi sarà appunto, dicevo, per quanto riguarda gli stranieri una partita un po' aperta. Cortina ha, per quanto riguarda l'estate, un 60% di turismo italiano, 40% di turismo straniero, concentrato il turismo straniero su giugno, luglio e settembre. Giugno è ovviamente un po' perso, vedremo un po' quello che succederà in luglio, e speriamo insomma su settembre che possa essere un mese di recupero, che ci sia anche magari anche il bel tempo che possa aiutarci appunto nel concludere magari una stagione estiva, insomma, con una situazione non del tutto negativa, anzi probabilmente, ripeto, magari ci saranno anche delle buone sorprese. Infatti, Sindaco, bisogna sperare nel tempo, insomma già in montagna è variabile, quindi si spera che questa volta insomma sia bel tempo anche per tutto il mese di settembre. Sì, anche perché devo dire abbiamo avuto e avremmo avuto una stagione invernale incredibile, con la neve già a novembre, giornate splendide, e l'abbiamo interrotta proprio a marzo, dove è continuata la neve e anche e soprattutto le belle giornate di sole, quindi in realtà insomma ci auguriamo insomma che oltre alle difficoltà a cui andiamo incontro ci possa essere anche da parte del tempo e del sole, insomma una mano in questo proseguo di stagione,
ripeto, gli operatori ci sono, l'amministrazione c'è comunque voglia di montagna di Cortina, quindi direi che questo deve essere un po' il messaggio che vogliamo, insomma, che passi e che, insomma, la gente venga a Cortina, perché comunque è una località che, insomma, si è preparata al meglio. Senta, questa sicuramente sarà una ripresa, l'abbiamo detto più volte, insomma, sarà una ripresa dura, difficile e molto lunga. Sì, sicuramente devo dire che da parte nostra e la parte in particolar modo della mia amministrazione, noi abbiamo puntato molto, oltre che sulle manifestazioni, sui grandi eventi, quindi noi abbiamo effettivamente i mondiali del 2021, quindi il prossimo anno, /2022 se verranno spostati, e le Olimpiadi 2026 insieme a Milano, che sono un po' gli eventi guida anche rispetto un po' all'attività che stiamo portando avanti. Questo devo dire che ci aiuta sia per quanto riguarda, diciamo, la promozione, ma soprattutto ci aiuta per quanto riguarda gli investimenti. Vedo infatti che c'è sicuramente molto fermento, molto voglia di investire all'interno della nostra località, quindi nonostante le difficoltà che stiamo passando, che viviamo e che vivremo, devo dire che vedo, diciamo, innanzitutto Cortina è tutto un cantiere, perché si sono riprese fortunatamente le tante lavorazioni e il riammodernamento complessivo degli alberghi piuttosto che delle infrastrutture. Quindi diciamo che abbiamo un futuro certo. Sul breve e medio periodo c'è un po' probabilmente da soffrire, però vedo che gli imprenditori stanno investendo e quindi direi che bisogna avere pazienza e soprattutto essere un po' lungimiranti su quello che insomma potrà accadere. Se vogliamo ricordare quali sono le iniziative e i progetti più importanti che ci saranno a Cortina nel mese di agosto, che sono insomma il mese clou. Diciamo che agosto, come dicevo, un po' va anche da solo, nel senso che agosto è sicuramente il mese dedicato agli italiani. Ci sono tanti eventi, soprattutto legati alla cultura e alla letteratura. Una montagna di libri con tutti i suoi autori sarà certamente protagonista, e poi ci sono le tante iniziative che stanno portando avanti un po' tutti gli albergatori e i privati, quindi presso i rifugi ci saranno anche dei vari picnic e quindi degustazioni presso alcuni ristoranti importanti, quindi sicuramente ci sarà tanta attività. Con un'attività sicuramente per quanto riguarda le FIE cittadini, perché Cortina, ricordo che è comunque una località che offre anche lo shopping, offre l'aperitivo, offre anche molti ristoranti di cui molti sono stellati, però offre ovviamente anche molte attività all'aria aperta e quindi gite mountain bike piuttosto che l'arrampicata, piuttosto che altro, quindi sicuramente ci sarà da poter star bene e soprattutto ci sarà la possibilità di ritagliarsi un po' la vacanza che si desidera, quindi più a contatto con la natura o eventualmente più a contatto con quella che è un po' l'offerta, diciamo un po' più chettino legata allo shopping o altre iniziative che saranno nella maggior parte realizzate in centro. Anche perché, Sindaco, dopo tutta questa, insomma, questo blocco e questa chiusura con il lockdown, insomma, c'è sicuramente bisogno di stare all'aria aperta e sicuramente di fare dello sport, ecco. Sì, c'è tanta voglia di sport, questo lo stiamo vivendo proprio in questi weekend. Devo dire che abbiamo un territorio fortunatamente straordinariamente bello, ci sono anche dei nuovi percorsi di passeggiate che sono stati messi e preparati sia dalle guide alpine sia dalle nostre regole d'Ampezzo, e quindi i rifugi devo dire che sono molto, molto attivi e quindi sicuramente, insomma, ci sarà molta affluenza sui nostri territori, sui nostri prati, sui nostri percorsi dedicati appunto alle gite. Quindi il nostro territorio, ricordo, è uno dei territori più vasti, abbiamo il Parco delle Dolomiti, quindi c'è sicuramente un'offerta, una proposta importante, e devo dire che anche Cortina si è particolarmente specializzata nel periodo estivo in quelli che sono un po' gli sport cosiddetti salutisti o sport di fatica, quindi che vanno dal running piuttosto che dalla mountain bike, piuttosto che dall'arrampicata. Abbiamo anche una bellissima palestra di roccia inaugurata 2 anni fa e quindi direi che l'offerta per gli sportivi è sicuramente ad altissimo livello. Lei ieri ha detto la località ampezzana ha saputo essere una comunità forte e coesa.
Sì, devo dire che al di là delle polemiche e delle difficoltà iniziali, devo dire che chi ci doveva essere c'è sempre stato, quindi a livello istituzionale devo dire le istituzioni, intendendo con istituzioni ovviamente tutte le forze dell'ordine, ma anche tutte le associazioni sono state parte attiva, c'è stato molto volontariato, ci sono state anche in questo periodo direi molte donazioni a favore della nostra dell'ospedale di Belluno piuttosto che della Croce Bianca, che fa un servizio all'interno della nostra comunità, da parte di persone, di amici di Cortina che sono voluti rimanere nell'ombra ma che hanno fatto delle offerte molto, molto importanti, e in particolar modo in questo periodo di chiusura e di riflessione è stata anche l'occasione in qualche modo per sentirsi e per ascoltarsi di più con le associazioni del territorio. Sono state innumerevoli le riunioni ovviamente via Skype, via videoconferenza che sono state fatte, un po' per affrontare l'emergenza, un po' per reinventare e riorganizzare l'attività dell'estate, un po' per pensare ovviamente a quello che accadrà poi nella stagione invernale prossima, dove ci auguriamo insomma che si possa tornare alla normalità, e ai grandi eventi che ovviamente sono un po' le nostre stelle comete su cui stiamo lavorando e che ovviamente ci occupano tanta attività, in primo luogo ovviamente i Mondiali 2021 e le Olimpiadi Milano 2000 e Milano Cortina 2026, a cui non abbiamo mai smesso ovviamente di lavorare, e che saranno appunto eventi internazionali che daranno sicuramente una grossa mano sia dal punto di vista ovviamente economico, ma anche di visibilità non solo a Cortina ma tutto il territorio bellunese e della montagna veneta in generale. Sente, da più parti insomma i comuni chiedono ovviamente un sostegno al governo, grandi sono le difficoltà. Se dovesse lanciare un appello al governo, che cosa chiederebbe? Sì, ovviamente noi siamo poi alla fine le persone, i sindaci che sono più a contatto con le comunità, e quindi alla fine tutte le problematiche arrivano a noi, e poi noi qualche volta purtroppo facciamo fatica ad essere ascoltati, quindi noi ascoltiamo e dobbiamo essere pronti e sensibili rispetto ai nostri imprenditori che stanno attraversando evidentemente una situazione molto difficile, i comuni allo stesso modo, perché comunque in questa situazione emergenziale hanno dovuto anticipare tutta una serie di risorse, e ci troviamo con delle mancanze di incassi importanti e quindi con le casse dei comuni svuotate, quindi ci vuole una maggiore presenza e non solamente sensibilità nei confronti dei propri imprenditori, della propria classe politica intesa proprio come i sindaci, che sono sempre in prima linea, che qualche volta, direi durante questo periodo di lockdown, sono stati messi da parte privilegiando questi decreti che si susseguivano una volta dalla regione, una volta dal governo, ed erano dal mio punto di vista sicuramente qualche volta un po' fuori controllo. Quindi il sindaco, i comuni devono tornare centrali e soprattutto sburocratizzare, perché il problema, la malattia principale direi del nostro sistema è quello della burocrazia e delle difficoltà nel momento in cui vengono prese le decisioni, ci sono le risorse di poter realizzare le cose. Abbiamo bisogno di tempi certi e abbiamo bisogno di poter noi per primi mantenere la parola rispetto ai nostri cittadini che hanno delle esigenze vere e reali. Ecco, parlando appunto di tempi certi, si parlava insomma oggi anche con il vicepresidente della Camera, Rosato, si parlava degli stati generali, insomma anche il vicepresidente diceva va bene la scelta di fare questi stati generali, quindi questi incontri in questi giorni, ma le risposte devono essere insomma veloci, immediate, perché la gente si aspetta questo. Sì, noi dovremmo avere o in capo ai sindaci oppure dei commissari con poteri speciali in questo periodo, in questo momento storico, cioè a livello di commissario del ponte di Genova dovrebbe essere esteso un po' tutto il territorio, poi che sia in capo ai sindaci o in capo di commissari che vengano nominati ad hoc, però non ci possono venire più a raccontare che i soldi ci sono, che le idee effettivamente ci sono, Sindaco, ma ci vuole qualcuno che le realizzi. Sindaco, la devo fermare perché è arrivato Luca Zaia per la conferenza stampa, io intanto la ringrazio. Benissimo, grazie a voi, grazie della disponibilità degli spazi e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a lei. Io voglio pensare cosa farà Crozza con Decidese venerdì sera. Non so, magari parla del giornale di voi altri. Vabbè, dai, stai buono. Sì, sì, ha già sentito tutto.
Pensavo fosse Curione. Scuso allora. Diventi No. un personaggio anche tu. Faremo un Zayas al Maso. Potrebbe essere un nuovo sketch di Crozza. Allora, intanto grazie a tutti, grazie per essere qui, un saluto a tutti, anche coloro che sono collegati da casa. È seguitissima questa conferenza stampa e quindi veramente ringrazio tutti. Ringrazio la professoressa Dadalt perché si è messa a disposizione e mi ha detto subito sì quando l'ho contattata, perché la partita dei bimbi in età pediatrica, quindi dei bambini, il tema della pediatria e tutto quello che è coronavirus, penso che possa essere assolutamente affrontato dalla professoressa qui oggi, che poi presenterò. E fra l'altro approfitto di salutare anche la mamma della professoressa, la signora Gina Dadalt, Gina Alpago, che ci sta seguendo, quindi niente, volevo salutarla, anche perché è delle mie zone, oltretutto, svegliamo anche questo segreto. Totale dei tamponi, 848.123, sono 10.190 più di ieri. Ve l'ho detto ieri, ma onestamente è colpa mia. Domani o dopodomani vi do la relazione puntuale sui tamponi, sulla suddivisione del numero di tamponi fatti per ogni ULS, i 14 laboratori di microbiologia che hanno lavorato, insomma avete tutto uno spaccato di cosa è stata la storia di questi 848.000 tamponi. Le persone in isolamento sono 847, sono 13 in più rispetto a ieri. Ovviamente sono sempre gli isolamenti fiduciari, dei contatti. Probabilmente qui sono entrate le squadre di calcio, o stanno entrando i dati delle squadre di calcio. Numero di positivi sono 19.233 più 8. I ricoverati sono 248 e i ricoverati continuano a scendere, no? E dei 248 abbiamo 33 ricoverati Covid, il resto dei 215 sono pazienti che non sono più coronavirus. Terapia intensiva siamo sempre all'invariato, da 3 giorni che continuiamo con i 12 in terapia intensiva, dei quali un paziente è Covid, quindi è un paziente che è ancora positivo al test. Totale dei morti 1994. Posso aggiungervi che anche i 7 di oggi, delle ultime 24 ore, siamo sempre in area dell'RSA e quindi del discorso delle case di riposo. In ospedale sono 1422, i dimessi sono 3517, sono più 2, e i nati sono 97. Detto questo, due brevi riflessioni e dopo passo la parola volentierissimo alla professoressa Dadalt. La prima, domani dovremo avere delle novità scritte nero su bianco rispetto al trasporto. Stiamo tentando di introdurre nuove linee guida sul trasporto. Sto parlando quantomeno del trasporto privato. Stiamo anche valutando, non ve lo nego, di affrontare il tema delle linee guida del trasporto pubblico tornando all'omologazione d'origine della capienza con la mascherina. Tra l'altro ho letto le norme inglesi, in Inghilterra questo l'hanno già fatto di default, cioè hanno obbligato tutti i cittadini a portare la mascherina all'interno dei trasporti pubblici, in modo tale che non si sono messi lì a discutere di ridurre la capienza dei mezzi del 50% come è stato fatto in Italia. Vabbè, ci stiamo lavorando, ve lo volevo dire. E avrete notizia in mattinata, insomma tra un'ora, cioè quello che è già a posto, del fatto che ho chiesto che si istituisca, il dottor Mantoan mi ha firmato il decreto stamattina, una commissione, definiamola ispettiva, perché tale è scritto così,
per la vicenda Citrobacter di Verona. Voi sapete che c'era già una commissione nominata dall'azienda, senza nulla togliere, però io sono convinto, l'ho voluto fortemente, che ci debba essere comunque una commissione assolutamente di emanazione regionale, in maniera tale che poi non ci sia qualcuno che possa ricamare sul fatto di chi ha fatto le nomine e non le ha fatte. Stiamo parlando sempre di ottimi professionisti, sia quelli nominati da Verona che da noi, però abbiamo voluto mettere in piedi questa commissione che riteniamo fondamentale per chiarire fino in fondo la storia del Citrobacter su Verona. Vi ricordo che dall'unica micro relazione che ho letto si sta parlando del primo caso dal novembre 2018, per poi avere tutto un susseguirsi di casi con una, diciamo, forte presenza di questi casi nella primavera del 2020. Abbiamo avuto un caso, qualcuno mi ha chiamato, sì, non ho sbagliato a dirlo, è un caso nel giugno 2019 di un bimbo inviato dall'ospedale di San Bonifacio, la relazione dice già con sepsi evidente, che poi è stato testato con un prelievo nelle cisti cerebrali ed è risultato positivo al Citrobacter. E quindi sarà anche da capire bene qual è stata l'evoluzione di questo batterio, che è un batterio, diciamo, rarissimo nelle infezioni ospedaliere, ma che purtroppo c'è. Guardate, io voglio lasciare veramente spazio alla professoressa Dadalt, anche perché direi che è l'occasione per approfittare della sua disponibilità. La professoressa Dadalt è direttore del Dipartimento Salute Donna e Bambino dell'azienda ospedaliera di Padova, dopo vi diamo ovviamente un curriculum, è direttore del pronto soccorso pediatrico, sempre dell'azienda ospedaliera di Padova, ed è direttore della scuola di specializzazione di pediatria, sempre all'Università di Padova. Ha avuto esperienze internazionali, Canada, Filadelfia, missioni all'estero, è membro attivo, ci tenevo a ricordarlo così approfitto anche per salutare Don Dante Carraro del QAM, è stata in Etiopia, in Mozambico, in Nicaragua e dedica parte della sua attività, diciamo, annuale, una parte la dedica appunto a queste missioni. Mi fa piacere anche ricordare che la professoressa Dadalt, oltre ad essere una grande esperta di malattie in età pediatrica e quindi di tutto quello che è la salute dei bambini, è anche un professionista che non fa libera professione, cioè lei fa attività solo pubblica, e lo dico perché quando capita è bene dirlo. Le passo la parola, prego. Qualche domanda al Presidente la facciamo? Ah, volete domande? Prego. Sì, scusami, scusi. Prego. Prego, però se deve facciamo subito. Scusami, Ma la base. Pensavo di evitarle oggi. Sono a posto. L'altro giorno si parlava della possibilità che, pensando all'autunno, quindi alla possibile recrudescenza, insomma alla seconda ondata, eccetera, ma soprattutto a far sì che non si intasino le strutture sanitarie con chi avrà un raffreddore e temerà di avere il coronavirus. Accennavi alla possibilità che ci sia in disponibilità un test particolarmente rapido, immediato, e anche immagino delle procedure per arrivarci. C'è qualcosa in più da dire su questo aspetto? Ma guarda, io posso dirti questo, che noi avremo il piano di sanità pubblica per la fase 3, definiamo la fase 3, quella autunnale, quella dell'eventuale recrudescenza, quindi della ripresentazione del virus nei nostri territori. Il piano verrà consegnato, io spero, secondo le date che ci hanno dati, per il 15 di luglio. Detto questo, il piano terrà presente due aspetti fondamentali. Uno che è logico, è ovvio, se torna il virus, cosa facciamo se torna il virus? L'altro è riferito a tutto quello che sono le sindromi influenzali che non c'entrano niente con il virus, ma che voi immaginate creano una psicosi da paura. Se avessimo una grande ondata di influenza nella prossima invernata 2020-2021 sarà inevitabile che noi la dovremo trattare da un punto di vista diagnostico come fosse un ipotetico coronavirus, quindi avremo un problema di testing, di organizzazione, quindi un piano di sanità pubblica dovrà essere performante perché si aprirà un grande spettro. E ci siamo esercitati
però l'abbiamo fatto solo relativamente al coronavirus in una parte ormai della stagione finale, no? Perché abbiamo iniziato a fine febbraio, quindi se avessimo iniziato a ottobre sarebbe stata un'altra storia. Detto questo, io vi ho detto sì dei test, vi dico che questa è una pandemia mondiale, brutto da dire ma efficace da capire. In una pandemia mondiale che coinvolge il mondo intero, ovviamente tutte le multinazionali farmaceutiche e coloro che si occupano di diagnostica hanno aperto e acceso tutti i riflettori su questa partita, perché ha molta, come si può dire, ha molta casistica, quindi c'è massa critica anche di mercato, perché poi stiamo parlando di business. E vi devo dire, vi posso dire solo una cosa, che noi, essendo sotto i riflettori a livello internazionale per questa vicenda, ci mandano tanti test da testare in via assolutamente prioritaria, quindi ne stiamo testando. C'è una microbiologia in particolar modo che ne sta testando alcuni. Se sarà confermato che funzionano, ma un po' tutte le multinazionali stanno tentando di produrre un test rapido valido che possa sostituire, diciamo, l'operosa attività del testing con il tampone. Quindi se funzionano, noi ne abbiamo alcuni che sono dichiarati come test rapidi a 10 minuti e beccano l'RNA del virus, quindi funzionano come il tampone. Adesso si tratta di capire se sono innanzitutto validati in laboratorio e dopodiché se saranno autorizzati ovviamente dall'Istituto Superiore di Sanità. Però ci sono sul mercato. Sul mercato oggi quello della ricerca non è sul libero mercato. Quindi se funzionasse, se uno almeno di questi... se funziona noi adottiamo quelli, è poco ma sicuro. Ed evitiamo la paralisi di scuola, lavoro, eccetera. Tu capisci che se noi avessimo un test rapido, valido, perché oggi l'unico test valido che può certificare una diagnosi è il tampone, punto. Se ne avessimo uno e tutti stanno correndo per produrlo, voi capite che potremmo, che funziona come lo stick per la glicemia piuttosto che il test di gravidanza che è molto rapido. Voi capite che i cittadini possono avere, dalla sanità pubblica, i loro test, e diciamo che tutti i lunedì tutti si fanno i test, e quindi avremmo un piano, piuttosto che diremo se hai un minimo sintomo fatti un test o fatelo in famiglia. Insomma, stabiliremo una modalità in modo tale che con l'utilizzo anche del mondo delle possibilità che ci dà il mondo digitale, di avere anche un network e avere l'informazione in tempo reale con un'applicazione che fra l'altro abbiamo. Avrei 2 domande di dettaglio ancora veloci. Le sagre possono ripartire, no? Sì. Le parrocchie si stanno organizzando. Più di qualcuno domanda se i volontari minorenni abbiano qualche limitazione rispetto al servizio di volontariato che fanno o invece no. No, perché ci sono le regole di sanità pubblica, mascherine nei luoghi di assembramento, nei locali chiusi e il resto liberi. Nel senso che non c'è una distinzione per età, valgono le regole del volontariato, del lavoro, ma di certo non di sanità pubblica, che sono uguali per tutti, tranne per i bimbi sotto i 6 anni. Ok. Ne parlavamo la settimana scorsa, la questione della distribuzione dei giornali nei luoghi pubblici. Ne abbiamo parlato anche stamattina. Quindi siamo al dunque? Vi dico solo stamattina, ho detto, ma che problema c'è con i giornali? Ho detto, c'è un problema, bisogna garantire l'informazione ai cittadini. E stiamo lavorando su questo fronte. Voi avete preso atto che in 118 giorni abbiamo sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo, sulle ordinanze, sulle linee guida, dappertutto. Io mi sono preso parole perché ho aperto il cibo da sport, che oggi fa ridere se lo racconti in giro. Oggi vede le gelaterie con i cittadini che vanno a comprarsi il cono gelato. Quando noi abbiamo autorizzato sembrava che andassimo a contagiare mezzo mondo. Quindi stiamo lavorando sui giornali. L'ospedale del Qatar è ancora un tendone vuoto o c'è qualche novità? L'ospedale del Qatar, guarda, diciamola chiaramente, loro ci hanno donato un ospedale allestito. Siccome non è allestito, noi abbiamo scritto che ci dicano quando ci danno il materiale interno. Se non arriverà l'allestimento noi non ce ne facciamo nulla di un tendone, questo è poco ma sicuro. Quindi stiamo attendendo ancora di capire, abbiamo scritto in più occasioni. Resterà un'esercitazione se non si potrà, a parte il fatto che lo terremo aperto, che non si sa mai cosa possa capitare per l'autunno, però l'accordo che io ho preso, o meglio la proposta che mi hanno fatto era quella di darci un ospedale chiavi in mano. Adesso stanno tentando, oggettivamente sono arrivati 8 aerei con l'ospedale,
non so quanti container siano, insomma ci hanno mandato 23 ingegneri per disporre il primo montaggio. Adesso cerchiamo di capire, allora se arriva tutto l'allestimento allora ha un senso fare una piattaforma pronta in caso di catastrofe, di emergenza sanitaria, ma non solo, pensate se arrivasse un grosso terremoto, una grossa alluvione, un mega incidente, non so, tutte queste robe che sono un disastro ambientale, tu hai un ospedale che è per forma, se non sarà allestito a noi rischia di essere un tendone che non ci serve a nulla. Altre domande a questo punto? Finiamo il giro. Sì, prego. Sì, Presidente Porto. Il Comitato di gestione ha bocciato la proposta di bilancio portata dal Presidente. Ho sentito, sì. L'ha bocciato anche il rappresentante della Regione. Ingegnere Campitelli. Volevo capire due cose. Uno, una sua opinione su questo. Due, siccome si sta parlando ormai da tempo di un possibile avvicendamento tra l'attuale Presidente Musolino, con l'arrivo forse del Presidente dell'autorità di Trieste, Zeno D'Agostino, se lei sarebbe favorevole a un avvicendamento. Grazie. Ma guardate, intanto io l'ingegnere, immagino sia ingegnere D'Agostino, se è ingegnere o dottor D'Agostino, quello che è, io non lo conosco, cioè penso di non averlo neanche mai incontrato in vita mia. Mi dicono tutti che è un bravo professionista, appunto. Penso di non averlo incontrato, ma non per sfregio, lo dico perché magari qualcuno può dire sì, ma quel giorno eravate fianco a fianco all'autogrill e non sapevate non lo conosco, non ci ho mai parlato assieme. Ma non c'entra nulla con il bilancio. Io il bilancio non l'ho visto, non compete a me. C'è un consiglio di amministrazione, se l'ingegner Campitelli che rappresenta la Regione ha deciso di non dare il suo assenso al bilancio, spero abbia documentato le motivazioni, perché è fondamentale che siano gli atti, punto. Cioè non è che c'è il grande fratello, mi conoscete, cioè io non credo a queste robe, anche perché se i bilanci stanno in piedi si votano, se non stanno in piedi non si votano, e per questo spero e immagino, conoscendo l'ingegnere Campitelli, che abbia lasciato una memoria a verbale, perché altrimenti poi c'è la discussione, come si può dire, si presta a un sacco di riflessioni. Non c'è nessuna dietrologia, non c'è nessuna regia, non c'è nessun nulla. Cioè adesso è vietato anche votare contro un bilancio da parte di un consiglio di amministrazione, che poi, posso dire, rispondono in proprio quelli che votano i provvedimenti. Insistente, però è difficile pensare che Campitelli gestisca il porto per conto della Regione in totale autonomia, cioè è come se la Regione e il Palazzo non sapesse nulla. No, l'ingegnere Campitelli ha parlato con l'assessore e aveva annunciato. Sì. Aveva annunciato, ma non è che ci ha chiesto se poteva votare contro o se doveva votare a favore. L'ingegnere Campitelli, che è un professionista, che basta che vi scarichiate il suo curriculum, lo capite da soli, cioè è un professionista che assolutamente non si fa condizionare, ha votato secondo coscienza e secondo la professionalità e gli elementi che ha avuto di valutare. Quindi nessuna guerra contro nessuno, nessuna regia, e chi pensa a questo è abituato forse a farle, queste robe se le pensa. Prego Marco. Marchiori Salmaso. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Allora, due domande. La prima riguarda le linee guida per la scuola. La sezione sulla temperatura, secondo lei non dovrebbe essere obbligatoria la misurazione, con tutte le difficoltà che può comportare misurarla bambino per bambino, però sapendo che spessissimo, perché succede, ci sono bambini che vanno a scuola con la febbre, con i genitori consapevoli, vista la situazione di, chiamiamola, emergenza. Allora, io rispondo a una domanda del genere con un'esperta qui a fianco. No. Dico semplicemente che per noi da un punto di vista di sanità pubblica è raccomandata, non è obbligatoria. Dopodiché magari la professoressa D'Adda si ricorderà questa domanda e darà risposta anche al tema. Certo. Mi ricorda l'assessore che sono linee fra il comitato tecnico scientifico questo. Poi il professore Sadadal magari vi dice anche di come ci si comporta. Allora, cambiando completamente argomento, una dichiarazione. Oggi è stato inaugurato il tratto Mallo-Breganze sulla Pedemontana, sì. Niente inaugurazioni, niente tagli del nastro, eccetera, una dichiarazione? Ma allora, noi ho voluto io che fosse aperta direttamente, anche perché i tempi per fare inaugurazioni procrastinavano l'apertura, avrebbero procrastinato l'apertura. Penso che sia doveroso restituire
consegnare quest'opera ai cittadini. Adesso abbiamo questi 10 km da Malo, si va fino alla Val d'Astico, e dalla Val d'Astico a Braganza sono già 20 km su 94 km e mezzo. Vi ricordo che stiamo parlando della superstrada pedemontana veneta, stiamo parlando di un'opera di 94 km e mezzo, 36 comuni, 14 caselli, opere per 2 miliardi e 258 milioni di euro. E oltre i 94 km e mezzo del nastro d'asfalto ce ne sono altri 68 di opere di adduzione. Lo dico quelli che fanno sempre i conti di quanto è costata il chilometro. Fate 94 e mezzo più 68, forse il conto vi viene più giusto, non 94 e mezzo c'è la cifra diviso 94 e mezzo. E dovremmo abituarci a queste micro aperture, perché tutti gli stralci che d'ora in poi avremo realizzato e saranno funzionali a un'apertura, cioè, avendo 14 caselli, a noi basta arrivare da casello a casello, verranno aperti. Dopodiché faremo un'inaugurazione o diciamo per i tratti più importanti o per ovviamente l'ultima opera, in modo tale che si fa l'inaugurazione finale. Grazie. Confermiamo, allora, la pedemontana ha avuto un arresto di una decina di giorni durante il coronavirus, però ha avuto un arresto degli uomini in cantiere proprio effettivo. Però abbiamo avuto un sacco di guai per le forniture, per cui è come se sia fatto tutto il lockdown. Cioè hanno continuato a lavorare con i mezzi d'opera, però cominciava a mancare la consegna del calcestruzzo, la consegna di altre attività, e quindi mi hanno detto che quindi ritardi, si va al 2021 per la fine, ma non oltre. Adesso non so, saranno i primi mesi. Noi avevamo un piano per arrivare a fine anno, senza la galleria di Malo, perché ha avuto i famosi 3 sequestri di sequestri, ma io penso che se è verosimile 2021 si chiude. Già a fine anno comunque avremo, da qui a fine anno se ne apriranno altri di stralci funzionali. Prego. Salmaso. Scusi Presidente, per stare sulla pedemontana. Sì. Nel 2021 cioè lei pensa di aprire i tratti, però non quelli relativi alla galleria di Malo, perché mi pare che lì no, la galleria di Malo no, l'ho appena detto. Ecco, ci vorranno 2 anni. No, cioè ma sentite, la galleria di Malo potrebbe essere già realizzata se non ci fossero stati i problemi che ci sono stati. Per cui noi dobbiamo immaginare, la galleria di Malo, se non ricordo male, sono 6 chilometri. 6-7, sì. Stiamo parlando che la pedemontana, quando sarà aperta, avrà per un tot di periodo, non ve lo so dire quanto, il tempo di chiudere la galleria di Malo, saranno 94,5 meno 6. E poi l'ultimo problema finale è l'innesto sulla 4. Questo volevo parlare proprio di questo. Ma sull'innesto della 4, guardate, noi abbiamo tentato di farcelo in casa questo lavoro. Abbiamo interpellato anche l'ANAS, cioè abbiamo detto abbiamo il cantiere, autorizzateci a occuparsi di questo. No, è stato detto che giuridicamente è corretto che lo faccia il concessionario, e quindi ce l'ha la Padova-Brescia in mano questa partita. E lì ci vuole l'accordo con RFI per fare lo svincolo dell'alta velocità. Sì, ma lì si sta andando avanti sul tema RFI, si sta andando avanti. Però quello l'innesto, no? Chiude, si chiude tutta la partita con questo. Ecco, per restare in termini di trasporti, lei ha fatto riferimento a un'ordinanza che pensa di presentarci domani mattina. Questa riguarda soltanto il trasporto privato? Il privato, sì, ecco, sì. Appunto, ma stiamo lavorando anche sul pubblico. Quanto pesa in Veneto il trasporto privato? Non te lo so dire, ma pesa. Pesa molto. Sì. E quindi ci saranno delle linee guida diverse rispetto a quelle ministeriali? Stiamo lavorando a questo. Sì, sì. Non posso aggiungerti di più perché... Ho capito, sì. No, potrei dirti un sacco di robe, ma poi non vorrei domani essere smentito dai fatti, nel senso che stiamo facendo degli approfondimenti, però volevo dirvi come stanno le cose rispetto al trasporto. C'è altro? No, direi che possiamo dare la parola. Lascio la parola alla professoressa Dadal. Prego. Bene, buongiorno a tutti. È un onore essere qua, ho accettato veramente, davvero molto volentieri l'invito del Presidente, che ringrazio per avermi invitato, e ringrazio anche per questa attenzione oggi più alta che mai al mondo dei bambini. Ecco, e proprio parlando oggi di bambini mi piace iniziare ricordandovi quello che noi diciamo sempre con convinzione, noi pediatri diciamo sempre con convinzione, lo capirete poi perché lo dico, e cioè che i bambini non sono dei piccoli adulti.
Non lo sono perché sono diversi fisicamente, perché sono diversi nel comportamento, perché hanno delle potenzialità che sicuramente sono molto superiori rispetto a quelle che hanno gli adulti, ma non lo sono anche perché quando si ammalano, i bambini per lo più si ammalano di malattie diverse rispetto a quelle dell'adulto, e se si ammalano delle stesse malattie dell'adulto le manifestano diversamente. Ecco, e dico questo, ci tengo a dire questo perché di fatto l'infezione da coronavirus è praticamente un paradigma, è un modello perfetto di questa affermazione. E come vedrete ce lo diranno i numeri di quanti bambini sono stati infetti, di quanti bambini sono stati ricoverati, di quella che è la gravità della malattia nel bambino e di quelli che sono i possibili, anche se molto rari, le possibili anche se molto rare complicanze a distanza. Vi dico allora alcuni numeri che ho ricevuto dall'azienda Zero, che ovviamente tiene molto sotto controllo il fenomeno nella nostra regione. Cominciando dal Veneto, lo ci ha detto oggi il Presidente, abbiamo oggi 19.233 soggetti che si sono infettati. Ecco, di questi i bambini di età inferiore a 15 anni sono stati 369, quindi poco meno del 2% rispetto ai contagi totali. Questa è una percentuale che è molto molto bassa se teniamo conto che nel Veneto risiedono circa 650.000 bambini e questi rappresentano il 13% della popolazione totale. Se poi allarghiamo l'orizzonte e guardiamo l'Italia, la situazione è simile. In Italia i dati dello scorso fine settimana ci mostravano oltre 230.000 contagi. I contagi in età pediatrica, che consideriamo fino a 14 anni compiuti, sono stati 5.200, quindi anche qui la percentuale è circa del 2%. Penso che sia interessante anche scorrere alcuni dati che riguardano i bambini della nostra regione. 40% di questi bambini, di questi pochi bambini, sono dell'età prescolare e 50 sono stati neonati lattanti del primo mese di vita, quindi un'età molto critica per le cure e per le possibili complicanze. Per la quasi totalità di questi bambini il contagio è stato intrafamiliare o proprio della cerca appena limitrofa rispetto alla famiglia. E un altro dato veramente che ci colpisce è che la necessità di ricovero è stata molto bassa. Abbiamo avuto in Veneto ricoverati soltanto 13 bambini per malattia da coronavirus. E l'altro dato importante è che questi bambini sono stati tutti ricoverati in reparti ordinari, tranne uno che ha richiesto cure intensive, cioè è stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva pediatrica. Reparti ordinari nella maggior parte dei casi di pediatria, quindi reparti normali, e in un caso un reparto di malattie infettive. E cosa molto importante, non si è registrato nessun decesso. Ecco, tornando allo sguardo, in Italia sui 5.200 infetti i decessi sono stati 4. Noi siamo venuti a conoscenza come centro di Padova soltanto di un caso di un bambino di 5 anni residente in una regione limitrofa rispetto al Veneto che ha chiesto consulenza a noi per la morte nella sua regione, ed era di fatto un bambino con una malattia cronica preesistente, una terminalità che era preesistente rispetto all'acquisizione dell'infezione. Quindi questi dati, l'avete capito, ci confermano tutto quello che già avevamo imparato dall'esperienza cinese, che poi di fatto la letteratura di questi ultimi mesi negli altri paesi colpiti ci ha confermato, e cioè che l'infezione da coronavirus ha un decorso diverso nel bambino rispetto all'adulto. Quindi ritorniamo ai bambini che non sono piccoli adulti. E l'avete capito perché? Perché i bambini si ammalano meno. I bambini si ammalano meno gravemente, circa il 90% dei bambini infetti da coronavirus hanno una forma lieve o asintomatica. Lieve cosa vuol dire? Febbre, febbricola, talvolta anche solo isolata, sintomi respiratori, un po' di tosse, un po' di segni di infezione delle alte vie e questo è importante, segni intestinali come la diarrea e il vomito, che però si risolvono rapidamente. E soltanto il 10% ha bisogno, manifesta forme gravi, quindi con un impegno o respiratorio, gastrointestinale o generale, e quindi richiedono il ricovero, e soltanto l'1% richiede terapie intensive. Quindi anche qui vedete la differenza con l'adulto, e poi l'estrema differenza è che la mortalità è molto molto bassa, e l'avete visto dai numeri di prima.
il mondo pediatrico si è sicuramente interrogato di fronte a questo virus nuovo e questo decorso clinico nuovo, si è ovviamente interrogato su quali siano le ragioni per cui i bambini si ammalano così diversamente rispetto agli adulti da infezione da coronavirus. Tenete conto che per altri virus, per esempio il virus dell'influenza o il virus di cui forse avete sentito parlare, si chiama virus respiratorio sinciziale, sono virus che circolano molto nella stagione invernale, nei bambini piccoli, soprattutto nei piccoli, danno manifestazioni cliniche molto gravi. Questo non l'abbiamo visto con il coronavirus, o lo vediamo molto molto poco. Allora quali sono diciamo, le spiegazioni di questo fenomeno? Sono di diverso tipo e sono solo ipotesi, non ci sono ancora, cioè ci sono molti studi in corso per cercare di capire il perché di questo andamento clinico nei bambini. Alcune ipotesi riguardano l'infettività, forse l'avete già sentito parlando del coronavirus nell'adulto. Il coronavirus per entrare nell'organismo deve legarsi a una proteina, al ricettore di una proteina che si chiama ACE, che è presente sulle vie aeree e sull'intestino. Ecco, nei bambini questa proteina è immatura e questo è un fattore favorente perché non c'è la porta d'ingresso per il virus. Ci sono altre spiegazioni, per esempio ipotetiche, diciamo, i bambini, voi sapete, sono molto più esposti a tutte le infezioni, le loro vie aeree sono molto spesso colonizzati da altri virus e quindi si pensa che ci possa essere un meccanismo competitivo tra le crescite dei virus che in un certo qual modo inibisce la crescita del coronavirus o comunque la rallenta. E poi c'è l'ipotesi che riguarda invece quella che piace un po' di più a noi pediatri, quella sulla quale si sta molto concentrando la ricerca, che è la risposta invece di tipo immunologico, cioè qual è la risposta del bambino all'infezione. Il sistema immunitario del bambino è completamente diverso rispetto all'adulto e si ipotizza che nel bambino ci sia una cosiddetta immunità innata, cioè che il bambino porta con sé, quindi che è indipendente poi dall'esperienza infettiva e dalle vaccinazioni, che in qualche modo lo protegge dalla risposta infiammatoria all'infezione e quindi dal danno del virus sui diversi organi. Ecco, poi c'è anche da dire, voi lo sapete, che i bambini sono prevalentemente sani, cioè tutti gli apparati, gli organi dei bambini sono sani, sono pieni di risorse, sono ricchi di grandi capacità, diciamo noi, di recupero e sicuramente questo è uno dei fattori che favorisce la minor gravità della malattia. Ecco, però a fronte di questo mi piace ricordarvi sin da ora che in pediatria, e lo stiamo vedendo soprattutto in queste epidemie che hanno interessato più il mondo occidentale rispetto alla Cina, si sta ponendo il problema, la preoccupazione dell'infezione del virus in bambini con malattie croniche preesistenti, malattie come malattie croniche dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiovascolare, malattie ematologiche, che in paesi con una sanità così molto avanzata come il Veneto stanno diventando sempre più numerosi. Noi non abbiamo fortemente toccato con mano questo problema. A Padova abbiamo avuto un solo bambino con una malattia cronica preesistente, poi vi dirò gli altri dati di Padova, che ha sviluppato la forma più grave di tutte quelle che abbiamo visto, però è comunque evoluto in maniera buona. Però ci sono dati anche in questi giorni, la letteratura in questi giorni, in questi mesi è stata crescente, ogni giorno esce qualcosa che ci fa imparare di più oltre all'esperienza di questa malattia. Un lavoro fatto negli Stati Uniti, lì voi sapete che l'epidemia è stata devastante, è un report di 48 bambini ricoverati nelle terapie intensive, quindi bambini molto gravi, di cui alcuni deceduti. Ecco, l'80% di questi bambini erano bambini con malattie croniche preesistenti. Quindi la preoccupazione che noi abbiamo anche nella gestione dei bambini in ospedale è che il virus non venga a toccare questa tipologia di bambini. Abbiamo anche un'altra preoccupazione che diciamo che col tempo si è un po' ridimensionata, perché i dati l'andamento nel tempo di questa epidemia ci hanno tranquillizzato, ed è quella che i bambini, anche se sono sani, anche se infetti, precedentemente sani, che però contraggono la malattia e che hanno una malattia lieve, sono quasi asintomatici, di fatto però sono dei potenziali trasmettitori della malattia. Sapete che questo è un tema molto, molto controverso. Ecco, sicuramente anche i bambini sono dei potenziali contagianti, diciamo, anche se sempre più i dati della letteratura, mentre all'inizio i dati cinesi parlavano di una contagiosità del bambino che era praticamente uguale a quella dell'adulto, si è visto con tanti report successivi che la contagiosità del bambino è probabilmente più bassa, forse perché il bambino, avendo in forme più lievi, replica anche molto meno il virus e quindi ha una carica virale da trasmettere molto più bassa.
Ciò nonostante, il tema dell'infettività da parte dei bambini su altri bambini, o in particolare di bambini con malattie croniche se ricoverati, o su pazienti, o su genitori o nonni all'interno dell'ambito familiare, è una preoccupazione che ha fatto condizionare tutte le nostre scelte nell'organizzazione di questa, dei nostri ospedali e anche degli ambulatori di pediatria di famiglia con l'emergere dell'epidemia. Questo per dire che, l'avete capito, l'emergenza coronavirus per noi pediatri è stata sicuramente in piccola parte una esperienza, una emergenza di tipo clinico. All'inizio avevamo molta paura quando vedevamo i primi bambini, scusate, però di fatto l'emergenza del coronavirus per noi è stata all'interno degli ospedali molto di più una emergenza di tipo organizzativo, cioè abbiamo dovuto completamente cambiare i flussi dei pazienti, creare percorsi diversi per bambini sospetti rispetto ai bambini non sospetti, eseguire tamponi, utilizzare i dispositivi di sicurezza ovviamente e personale, e ovviamente tenere molto sotto controllo il personale. Vi dicevo che a Padova abbiamo creato grazie, abbiamo creato un piccolo reparto di Covid. Ci siamo preparati? Grazie Assessore. Ci siamo preparati per accogliere i bambini, abbiamo trasformato un reparto di pediatria d'urgenza in un reparto Covid. Di fatto in un pronto soccorso pediatrico come quello di Padova, che accoglie ogni anno 25.000 bambini, i bambini che abbiamo avuto positivi sono stati 11 e di questi soltanto 6 sono stati ricoverati e 4 erano bambini che avevano un'età inferiore all'anno, quindi veramente numeri che sono stati molto piccoli. Vi racconto ancora 2 numeri che mi piace raccontare, che non riguardano tanto la parte pediatrica ma la parte ginecologica e neonatale. Anche qui c'è stata una grande riorganizzazione. I parti, il Presidente ogni giorno ci racconta quanti bambini sono nati, chiaramente i parti vanno avanti indipendentemente dall'epidemia, ogni mese a Padova ci sono circa 250 nati, quindi in questi mesi c'è stato 1 migliaio di nati. Ecco, il problema del coronavirus ha interessato 10 donne in prossimità del parto, 10 in totale su questo migliaio di parti, circa 500 nella fase 1 dell'epidemia, e di questi soltanto 2 sono esitate in un parto prematuro, una donna in condizioni molto gravi che ha partorito a 24 settimane di vita in terapia intensiva e ha dato alla luce un neonato molto pretermine di 800 grammi che però sta già bene ed è a casa, quindi diciamo che l'esito finale anche per questa condizione è stato buono. E nessun neonato, nessuno dei nostri nati è risultato positivo, quindi a dire che non c'è, e questo conferma sicuramente le buone pratiche di protezione all'interno dell'ospedale, ma conferma anche che non c'è, e questo ce lo dice la letteratura, noi lo confermiamo, che non c'è una trasmissione verticale del virus dalla madre al bambino, quindi questo è molto importante, e l'abbiamo poi anche imparato, anche la trasmissione del virus attraverso il latte materno non avviene. È capitato anche a noi di testare il latte di alcune mamme nutrici che allattavano il loro bambino durante il ricovero, di fatto il latte è sempre risultato privo del coronavirus. Quindi abbiamo imparato tante cose attraverso questa esperienza, seppur piccola in termini numerici, con i nostri bambini. Quindi in sintesi cosa possiamo dire? L'avete capito che i neonati e i bambini sono fortemente risparmiati da questa malattia, quindi è un decorso veramente lieve, in particolare nei bambini che sono di base sani, e questi sono la maggior parte dei nostri bambini. E quindi questo deve dare molta tranquillità anche nelle scelte che si stanno attualmente facendo di riapertura dei centri, delle scuole, perché sappiamo, dei centri estivi delle scuole, perché sappiamo che per i bambini è molto importante il gioco, il movimento, la socializzazione, anche le regole che la scuola impone. Questi sono molto importanti per la loro crescita e per il loro armonico sviluppo. Ecco, diceva prima, c'era prima la domanda, è giusto misurare i bambini la febbre quando entrano nelle strutture scolastiche o nei centri estivi? Ma idealmente sì, ovviamente, però credo che bisogna anche misurare vantaggi e svantaggi di questi interventi, anche in termini di utilizzo di risorse, se vengono fatti dei controlli random. Io credo che siano sufficienti, credo che sia anche molto importante l'alleanza con le famiglie che ci assicurino che mandino bambini nei luoghi pubblici in condizioni di salute.
E, ecco, l'altra cosa che ne parlavo prima con il Presidente, che tocca un altro degli argomenti di cui parlavamo prima, affrontiamo con serenità questo, adesso chiaramente il fenomeno Corona viene assolutamente monitorato, però prepariamoci all'autunno anche cercando di risparmiare i bambini e le altre infezioni per tutto quello che possiamo, e qui entra in campo ovviamente la vaccinazione antinfluenzale, che voi sapete attualmente è raccomandata dai bambini, per tutti i bambini a partire dai 6 mesi di vita, quindi togliere dal campo l'influenza sarà molto molto facilitante per l'approccio per noi medici, ma anche per le famiglie nell'approccio a questi bambini, perché di fatto la sintomatologia del coronavirus e la sintomatologia dell'influenza sono molto molto poco distinguibili dal punto di vista clinico, quindi questo è anche un messaggio molto importante che noi come comunità pediatrica ci sentiamo di dare ai genitori. Solo un secondo alla questione vaccini, perché ha parlato del vaccino antinfluenzale, ma la sua opinione in merito invece al vaccino per il coronavirus sui bambini, alla luce anche di tutto quello che ci ha spiegato finora? Il tema dei vaccini è un tema sempre, non va mai affrontato in una logica individuale. Il tema dei vaccini è un tema di popolazione, cioè il vaccino vale, cioè il senso di vaccinare per proteggere il singolo bambino, ma anche per proteggere tutta la comunità e quindi per avere quell'effetto gregge che poi proteggerà i bambini che invece non lo possono fare. Quindi i vaccini vanno fatti a tutti, anche se lo sviluppo della malattia, perché un bambino che contrae la malattia può essere infettante per il nonno che magari non può essere vaccinato, o per il fratello che ha una leucemia e che non può essere vaccinato. Quindi il concetto del vaccino esce dalla logica individuale, è una logica di comunità. Ecco, non sappiamo ovviamente nulla ancora sull'efficacia del vaccino nei bambini, gli studi che ora sono in corso sono studi sull'adulto, ci sono alcuni vaccini che non sono immunogeni per il bambino, proprio perché vi dicevo prima che il sistema immunitario del bambino è diverso e quindi per esempio per la vaccinazione antinfluenzale non si raccomanda nei primi 6 mesi di vita perché non è efficace, e così via per tanti altri vaccini. Però voi sapete che vaccinare i bambini è dare loro il diritto di non contrarre malattie importanti ed è tutelare la popolazione, anche quei soggetti che per motivi personali, perché ci sono persone che non possono essere vaccinati, ci sono bambini che non possono essere vaccinati, ma vengono protetti dal gregge che sta intorno. Dottoressa, buongiorno. Lei ha di fatto tranquillizzato le famiglie quando dice che è bene che vadano a scuola, che i bambini frequentino i centri estivi e tutte le varie attività che si stanno organizzando e riaprendo. La domanda che le faccio è, quindi tutte le linee guida, tutte le disposizioni che sono state finora approntate, i gruppi ristretti, il rapporto tra bambino e operatore, la pulizia, eccetera, sono eccessive? Ma direi in questa fase no, siamo appena usciti dalla fase 1, quindi direi no. Sono anche buone norme igieniche che penso si possono anche applicare come standard in tutti i luoghi pubblici. Io credo che abbiamo imparato tanto da questo coronavirus, abbiamo imparato noi in ospedale nell'utilizzo delle protezioni e stiamo vedendo veramente dei fenomeni inattesi, ma che poi alla luce dei fatti capiamo perché, cioè, abbiamo meno bambini con altre infezioni. Io credo in questi 4 mesi di non aver visto un bambino con una polmonite, bambini con gastroenterite, abbiamo pochissime infezioni intraospedaliere, proprio perché questo sistema di intensificazione della protezione delle misure igieniche sta lavorando anche sugli altri germi, quindi ben venga, e anche nei luoghi pubblici. Tutto sommato ci piace quando entriamo in un luogo pubblico trovare il disinfettante per le mani, questo diventerà un'abitudine probabilmente nei prossimi anni, quindi... Ecco, poi c'è il tema controverso delle mascherine. Volevo far vedere al Presidente un articolo che ho letto in questi giorni che si intitola su memoria shakespeariana "To mask or not to mask", cioè quindi mettere la maschera o non mettere la maschera, perché ovviamente di fatto questo lavoro è stato scritto da colleghi di Milano all'inizio dell'epidemia, quindi un po' il rischio epidemiologico era un pochino diverso, no? Qui cosa possiamo dire? Sicuramente la mascherina nei bambini sotto i 6 anni non va utilizzata, perché non
non va utilizzata. Diciamo, questi sono consensus del mondo pediatrico, non è che ci sono studi scientifici che hanno studiato i bambini con mascherina e i bambini senza mascherina, però è un consensus. Sotto i 2 anni proprio è raccomandato di non utilizzarla, perché, ma vi spiego, sotto i 2 anni è proprio raccomandato di non utilizzarla perché può essere dannosa, nel senso che le vie aeree di un bambino piccolo sono molto più strette, i bambini hanno una lingua più grossa, delle vie aeree più strette, quindi occludere il cavo orale può rendere difficoltosa la respirazione. E in più i bambini in quella fascia di età, se lasciati inosservati, potrebbero anche accidentalmente soffocarsi con una mascherina. Sono tanto piccoli e è una fascia di età molto a rischio anche di eventi accidentali e potenzialmente anche molto gravi. Tra i 2 e i 6 anni la mascherina, c'è stato un periodo in cui veniva consigliata, potrebbe essere portata, però di fatto si è visto che la compliance, noi diciamo, cioè il bambino accetta pochissimo la mascherina, si tocca, la tira via, la tiene lontana, quindi si tocca il viso, gli occhi, quindi avere una mascherina diventa più fonte di infezione che non protezione per il bambino. Quello che invece si dice è che quindi sotto i 6 anni le linee guida e le raccomandazioni di PCM di maggio, mi pare l'ultimo, ha stabilito con chiarezza che le mascherine non vanno utilizzate sotto i 6 anni. Bambino più grande, cosa possiamo dire? Il bambino più grande invece a partire dall'età scolare, la scuola elementare, la scuola media, sicuramente deve essere educato a utilizzare la mascherina. Su quei bambini bisogna lavorare, pur sapendo che il loro rischio di malattia è basso, che sono poco contagianti, però su quei bambini sicuramente bisogna lavorare perché le mascherine le sappiano utilizzare. Ecco, dove invece si deve ragionare è quando le devono utilizzare, cioè in che contesto le devono utilizzare. Ragionevolmente le devono utilizzare in condizioni di affollamento, dove non c'è la separazione, l'allontanamento sociale, dove non ci sono le altre misure di prevenzione della diffusione del virus. Quindi la devono saper utilizzare, dobbiamo insegnarli che la sappiano utilizzare, dobbiamo dotarli, dobbiamo fargli capire che poi per loro diventa anche qualcosa di divertente perché il bambino più grande, però l'utilizzo deve essere un utilizzo che è proporzionato allo svantaggio di avere addosso una mascherina e poi quindi più ce l'hai poi magari più la gestisci male. Ecco. Senta, ne approfitto un'altra domanda a proposito della mascherina. E in classe secondo lei tenere 4, 5, 6 ore la mascherina può essere più dannoso o utile? Perché questo è uno dei temi che divide la regione, le regioni e il governo, il ministero. Ma insomma, sembra ragionevole che laddove c'è un distanziamento sufficiente la mascherina non sia necessaria, se ci sono poi tutte le altre misure, il bambino sta bene, c'è l'alleanza con la famiglia, c'è l'igiene e così via. Certo che quando il bambino si alza e va nei corridoi e si affolla o va in bagno, nei momenti ricreativi comuni, la mascherina è bene che la portino. Che questi sono tutti argomenti molto in discussione e che chiaramente variano in relazione a quella che è anche l'intensità dell'epidemia. In questo momento siamo in una situazione veramente di una certa tranquillità. Noi non abbiamo più visto bambini dalla fine di marzo, bambini infetti. Malavasi. Rimanendo un po' su questo tema, lei appunto prima parlava della potenziale contagiosità ma inferiore nei bambini rispetto agli adulti. C'è una stima della percentuale inferiore di contagiosità media dei bambini rispetto agli adulti, questo è un dato, ma per avere una considerazione, rimanendo alle ricadute diciamo soprattutto sulle esperienze prossime, la scuola in particolare che ripartirà da settembre. Date queste premesse, ha senso in effetti, non lo so, praticare soluzioni tipo quella che si ipotizza di fare classi ridotte di alunni, sia alle elementari che alle medie, oppure no, come mi pare di capire dal basso rischio di infezione e di contagiosità per i minori. E comunque in generale se ha senso, al di là di quello che si è detto sulle mascherine, fare qualcosa di più in senso restrittivo per la ripresa della scuola. Non ho capito l'ultima parola, in senso? Restrittivo. Ma è chiaro che idealmente avere classi piccole riduce le probabilità, no? È questione di pesare i rischi, no? Noi sempre quando facciamo in medicina, io adesso parlo come medico ovviamente, noi pesiamo sempre i rischi, facciamo sempre il male minore, diciamo, no? Perché quindi ridurre le classi sarebbe ideale, ma penso che sia difficilmente sostenibile. Ma non credo che sia mandatorio se vengono rispettate gli altri principi del distanziamento, dell'igiene e così via. Quindi non è essenziale nel rapporto costi-benefici, non solo sanitari, sì, ma anche... Chiaramente i costi io sono meno brava a valutarli, valuto i costi biologici, no? I costi sulla salute, perché questo è il mio ecco.
Per cui io credo che devono essere garantite però il distanziamento, quello è molto importante, la temperatura, ripeto, per noi è sempre molto importante questa alleanza con la famiglia, no? Che noi ci crediamo molto come pediatri, chiaramente io parlo da pediatra, che portino i bambini a scuola che stanno bene, perché se i bambini a scuola stanno bene ovviamente la probabilità che siano infetti è veramente molto molto bassa. Curiosità, lei ha scaricato l'app Immuni? No. Perché? Perché non ho ancora capito il suo valore, devo dire, non ho ancora capito il suo valore. Nel mondo pediatrico non se ne parla. Io presa dalle mie tante cose non ne ho capito il valore, e in una società come la nostra, che è diversa probabilmente dalla società coreana, in cui ci sono anche tanti anziani, quindi non ne ho capito il valore. Anche da noi ci sono tanti anziani. No, qui da noi ci sono tanti anziani, da noi, ecco. Ma forse per di più, appunto per questo. Sì, però vedo la difficoltà all'utilizzo di un'app. Ecco, io sono pediatra, quindi sono più brava a dire cosa fanno i bambini, ma vedo difficoltà nella gestione di un'app da parte degli anziani. Non so se... credo che sia così, non so cosa pensa il Presidente. Se togliamo gli anziani che hanno difficoltà, scusi, e togliamo quelli che non la scaricano, non arriveremo mai a esatto, è difficile arrivare a questi. Bonet. Sì, dottoressa, abbiamo parlato dell'aspetto, diciamo così, magari dico una castroneria, fisiologico legato agli organismi. Volevo capire l'aspetto psicologico, se era stato indagato, cioè l'effetto che il coronavirus ha avuto sui bambini rispetto al tema del lockdown, l'assenza da scuola, la chiusura, se avete indagato le conseguenze che questo ha avuto sui bambini, se ci sono state delle conseguenze. Allora, diciamo che non ci sono dati. E noi per esempio a Padova adesso stiamo pensando di fare delle interviste ai bambini, cioè nella fase acuta di malattia non è stato possibile ovviamente intervistare i bambini, quindi non ci sono dati su quello che è l'impatto sul diciamo, psicologico dell'infezione da coronavirus. Mi piace però dirvi che proprio alla fine di maggio il Ministero l'Istituto Superiore di Sanità ha proprio emanato delle direttive per andare a analizzare lo stato psicologico dei bambini e per fare eventualmente dei provvedimenti, però sono delle direttive che sono assolutamente provvisorie. Questo credo che sia un tema che interesserà molto i nostri psicologi dell'età evolutiva e i neuropsichiatri. Quello che posso dire è che io lavoro in un pronto soccorso pediatrico, dirigo un pronto soccorso pediatrico, non abbiamo visto situazioni di scompenso, voi sapete che i problemi psichiatrici del bambino esistono, non abbiamo visto situazioni di scompenso psicotico o psicologico nei bambini in questo periodo. Invece, già che mi avete fatto pensare a questo, mi piace raccontarvi un altro particolare che è un effetto indiretto che noi abbiamo osservato, l'abbiamo proprio toccato con mano, del coronavirus sulla salute dei bambini. E l'abbiamo osservato stando in pronto soccorso, è stata un'intuizione che ho avuto un po' io dopo un po' di bambini che vedevo con incidenti domestici. Cioè quello che abbiamo visto aumentare a partire da una settimana dopo il lockdown è stato il numero di incidenti domestici. Voi sapete che tutti i pronti soccorsi hanno avuto un calo dell'attività durante il lockdown, d'altro canto le indicazioni erano stiamo a casa, no? Quindi noi pensate abbiamo avuto una riduzione al 25%, cioè del 75% rispetto agli eccessi. Però abbiamo visto a un certo punto invece un incremento, anche proprio come numeri assoluti paragonati all'anno precedente, di incidenti domestici, ma non solo di incidenti domestici gravi. E di cosa parlo? Di intossicazioni, per esempio, intossicazioni da farmaci. Abbiamo visto intossicazioni dei prodotti domestici che la mamma usava per la pulizia della casa. Abbiamo visto traumi molto importanti, per dirvi caduta dal letto a castello, caduta dalla finestra, bambino che si trascina il cancello di casa addosso e quindi ricoveri, cioè traumi molto importanti che hanno condizionato il ricovero. Quindi in quel periodo che l'abbiamo studiato, è stato anche rapidamente pubblicato questa segnalazione, periodo che va dal 9 di marzo al 20 aprile, abbiamo preso i dati di quel momento, abbiamo avuto 11 bambini ricoverati, di cui alcuni anche in terapia intensiva per traumi domestici severi, parlando di bambini sopra l'anno di età, a fronte di 2 bambini ricoverati per coronavirus. Questo a dire che
il messaggio che abbiamo lanciato noi è che, come Presidente... Esatto, cioè il lockdown, sì, questo l'abbiamo toccato con mano, per cui ve lo raccontano. Quindi diciamo che il messaggio che abbiamo dato finale alla comunità scientifica con questo lavoro, un piccolo lavoro, è stato che probabilmente al lockdown va accompagnato anche a indicazioni ai genitori di, diciamo, sulla casa sicura, cioè di prevenire, cioè di stare molto attenti per la prevenzione degli incidenti. E comunque poi insomma, anche questo è un messaggio che ci dice che il lockdown tiene un po' stretti i bambini, quindi chiaramente è importante, importantissimo. Abbiamo risolto l'epidemia o la stiamo risolvendo grazie al lockdown, però i bambini poi appena possibile vanno liberati dal lockdown perché hanno bisogno di gioco, movimento, confronto con altri bambini e tutto quello che voi sapete. Salmaso. Sempre per restare, buongiorno professoressa. Buongiorno. Per restare qui appunto il tema di scuola e dei bambini. Cioè ci sono dei paesi che hanno continuato a fare lezione. Cosa ne pensa lei di questa diversa, insomma, mi pare che solo l'Italia ha deciso di chiudere in maniera drastica appunto le attività scolastiche da marzo e fino ad oggi e non sappiamo ancora a settembre come verranno riaperte le scuole. Il Veneto per fortuna ha avuto la capacità di avviare delle linee guida e di partire in anticipo rispetto alle altre regioni per quanto riguarda i centri estivi dei bambini tra 0 e 14 anni e quindi mi pare che abbia colto per prima la filosofia che lei ha spiegato qui questa mattina. Ma perché ci sono dei comportamenti così talmente diversi decisi dai governi di fronte alla stessa pandemia e con la stessa popolazione poi ovviamente come fascia d'età? Ma mi fa una domanda difficile, credo che l'entità della pandemia che c'è stata in Italia, in particolare nei nostri paesi, sia stata tale da non poter lasciare aperte le scuole. Per cui scelte di politica sanitaria in altri paesi sono state diverse, poi alcuni paesi sono anche tornati indietro, se ben so, tipo la Svezia per esempio che all'inizio era molto leggera, diciamo, poi a un certo punto ha fatto passi indietro. Quindi la decisione adottata dal governo italiano è corretta dal suo punto di vista? Io direi di sì. Ecco, perfetto, volevo capire questo. Sì, io direi di sì. Altre domande? Bonnet? No. Grazie. No. Grazie. Grazie. C'è anche un attestato, ci ha fatto una lezione. Complimenti, grazie. Grazie a voi, grazie. Nessuno mi ha chiesto della malattia di Kawasaki, ma... Beh no, se ce la vuole spiegare, questa si è verificata mi pare in casi estremamente ridotti per fortuna, mentre mi pare che a Bergamo abbia avuto effetti più pesanti ed è una forma deformante, non so come definire, si verifica in casi legati ai reumatismi se non ricordo. Beh, diciamo che la malattia di Kawasaki adesso forse... sì, diciamo che... Diciamo che seguite lo specialista della malattia di Kawasaki è il reumatologo pediatra. Perché? Perché il reumatologo pediatra si interessa delle malattie infiammatorie, diciamo, e la sindrome di Kawasaki è una malattia infiammatoria sistemica, è un'infiammazione dei vasi che colpisce i vasi di medio e piccolo calibro, sistemica perché colpisce tutto l'organismo. È una malattia che a noi pediatri appassiona molto, devo dire, perché ogni volta che arriva un bambino con malattia di Kawasaki, quindi lo conosciamo molto bene, ogni volta che arriva un bambino con malattia di Kawasaki abbiamo una grande sfida diagnostica, perché è una malattia per la quale non esistono markers di laboratorio per la diagnosi. La diagnosi la fa l'occhio clinico e la messa insieme di dati clinici e di qualche dato di laboratorio, ma non c'è l'esame che ci dice questo bambino ha la malattia di Kawasaki. I bambini con malattia di Kawasaki stanno molto male, può essere una malattia, possono avere febbre, adesso non vi racconto tutti i sintomi della malattia, il problema vero di questa malattia, al di là della febbre e dell'abbattimento generale, è che può colpire organi interni, tipo l'intestino e soprattutto il cuore, ed è sul cuore che questa malattia può lasciare degli esiti anche a distanza. Si dice che la malattia di Kawasaki è la cardiopatia acquisita più comune in età pediatrica. Quindi diciamo che ha un certo peso, però è una malattia che conosciamo molto bene, che trattiamo con farmaci antinfiammatori, aspirina, il cortisone, farmaci biologici, e quindi la gestione di questa malattia la sappiamo. È una malattia che non si sa perché venga.
cioè quale sia la causa. Sicuramente è una malattia infiammatoria. Una delle ipotesi è che sia una esagerata risposta infiammatoria del bambino a uno stimolo X, che potrebbe essere anche un virus, e di cui si capisce, un bambino che è però geneticamente predisposto, quindi qui si capisce la connessione anche teorica tra l'infezione da coronavirus e la malattia di Kawasaki. Di fatto quello che è successo, si è visto in questi mesi un grande aumento dell'incidenza della malattia di Kawasaki o di altre sindromi infiammatorie sistemiche, così chiamate, si dice Kawasaki-like, cioè che non sono proprio specifiche della Kawasaki, ma hanno molti elementi comuni, diciamo, con la malattia di Kawasaki. Sono diverse perché colpiscono il bambino più grande, la Kawasaki colpisce il bambino più piccolo perché il cuore è tanto interessato. Ecco, in alcune quindi c'è un'associazione temporale tra questo aumento della malattia di Kawasaki e l'epidemia di coronavirus. In aggiunta a questo c'è stata la dimostrazione in alcuni bambini, ma non in tutti, che hanno sviluppato la malattia di Kawasaki in questo periodo, è stata documentata una precedente infezione da coronavirus, come? Con la presenza degli anticorpi. E questi bambini, quasi tutti, non avevano avuto nessun segno clinico nella fase acuta di malattia. Quindi è una complicanza infiammatoria del bambino, e anche qui cogliamo differenze tra il bambino e l'adulto. Voi sapete che la malattia respiratoria acuta dell'adulto che interessa il polmone è una grande sindrome infiammatoria. Forse avrete sentito la cascata citochinica, ecco, che interessa il polmone ed ha un'infiammazione e una vasculite all'interno del polmone. Ve l'hanno spiegato molto meglio di me il professor Navalesi, la professoressa Cattelan, il professor Vianello. Nel bambino la risposta infiammatoria è una risposta tardiva, quindi non nella fase acuta di malattia, è una risposta tardiva, però con una vasculite di tipo sistemico, e questa è la malattia di Kawasaki o la sindrome infiammatoria Kawasaki-like. Ma come giustamente lei diceva, malattia da coronavirus non vuol dire malattia di Kawasaki, perché l'incidenza di malattia di Kawasaki nei bambini che hanno avuto il coronavirus non si sa esattamente quanto sia, ma si dice da 1 a 500, a 1 a 1000, sono numeri un po' buttati là, devo dire, perché ancora non abbiamo compreso bene questo fenomeno. Tant'è che il Ministero della Salute ha mandato un alert su queste situazioni e la Società Italiana di Reumatologia Pediatrica sta cercando di mettere insieme tutti i casi per poi avere dei dati scientificamente più validi. Per dirvi noi a Padova cosa abbiamo visto in questi, noi a Padova siamo un centro di riferimento anche per la reumatologia, di fatto abbiamo visto una bambina con una sindrome di Kawasaki, sicuramente corona correlata. Abbiamo poi visto altri 4 bambini con malattia di Kawasaki in questo periodo, che è un'incidenza un po' più alta. La Kawasaki c'è sempre di più in primavera, ma quest'anno è stata molto di più, nei quali però non abbiamo dimostrato la precedente infezione da coronavirus. Quindi abbiamo ancora tanto da imparare su questo, però il messaggio che ci tengo a dire è che non è sul pensiero della malattia di Kawasaki che i nostri decisori, diciamo, devono prendere decisioni. È un evento molto raro che accompagna questa malattia, ma è veramente rara la malattia nei bambini, rara la Kawasaki come complicanza, quindi non si deve pensare alla malattia di Kawasaki nel prendere decisioni, ovviamente. Se posso un secondo, Presidente, visto che lei collabora con il QAM, con Don Carraro, c'è qualche notizia che ci può dare dal fronte, come dire, dell'impegno dei nostri medici in Africa per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus? Ci può aggiornare? La sua impressione qual è? Perché leggiamo sui giornali che appunto i focolai stanno girando in maniera strana, ci sono riaccesi a Pechino, cioè tutta l'America Latina che è decisamente in ginocchio. Dall'Africa le notizie che arrivano sono di segno diverso e non le conosciamo. Adesso faccio un po' il portavoce di quello che ho sentito da Don Dante e dal dottor Putotto. La scorsa settimana abbiamo organizzato noi un meeting, li abbiamo invitati a un meeting che facciamo settimanalmente in Zoom e lo diffondiamo anche così un po' ai nostri colleghi pediatri. Quello che io ho capito 2 cose, che l'incidenza di coronavirus è stata bassissima in Africa. Chiaramente si ha sempre il problema che sia sottostimata, no? Perché la diagnostica è ovviamente una diagnostica molto più povera rispetto alla nostra. Però quello che è successo in Africa, e quella è proprio, ho fatto io la domanda al dottor Putotto e a Don Dante, che in Africa hanno fatto un lockdown pazzesco, cioè quando hanno cominciato, si è parlato di pandemia, hanno chiuso
completamente i voli aerei, i confini, le entrate. I bianchi sono visti come possibili portatori, quindi hanno attuato dei lockdown incredibili, tant'è che appunto Dondante diceva è impossibile tornare in Africa in questo momento, e io ho chiesto perché, e perché? Perché probabilmente in Africa sono più abituati rispetto a noi ad avere l'epidemia, hanno avuto l'Ebola, hanno le epidemie di dengue, quindi hanno paradossalmente, no? E poi hanno dei sistemi sanitari assolutamente svantaggiati. Se entra il coronavirus e poi hanno la malnutrizione, hanno la tubercolosi, anche se la tubercolosi sembra un po' proteggere. Sì. E quindi insomma c'è un fenomeno molto strano in Africa di lockdown precocissimo e di bassa incidenza della malattia, così molto, molto generale. E quindi il vaccino sulla TBC è vero che protegge di più oppure no? Perché lì ci sono opinioni controverse. Sì, abbiamo poca esperienza nel bambino, certo, non lo si può però nella chiacchierata con il dottor Putotto, e parlo di lui perché è responsabile della programmazione, pare che ci sia una protezione, però non la prende come, non è il mio campo. No, certo, grazie. Grazie, di nuovo. Bene, grazie. Grazie. Dunque avete sentito nella conferenza stampa Luca Zai ha parlato anche di nuove linee guida per quanto riguarda il trasporto, sia prima privato e poi dice stiamo pensando anche a quello pubblico. Per quanto riguarda invece i casi, in Veneto sono 8 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo degli infetti a 19.233 dall'inizio dell'epidemia. Lo segnala l'ultimo bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore vi sono anche 7 nuovi decessi per un totale di 1.994 vittime tra ospedali ovviamente e case di riposo. Resta stabile da giorno il numero dei pazienti in terapia intensiva, 12 dei quali sono solo uno è ancora positivo al Covid. Gli attuali positivi sono 607, meno 73 rispetto a ieri. Soggetti in isolamento invece sono 847 in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece il turismo, dopo l'emergenza Covid-19, oltre 10 milioni di italiani stanno pensando di rinunciare alle vacanze 2020, ma ben 7 su 10 hanno voglia però di ripartire. Chi parte spenderà il 20% in meno dell'anno scorso, in valigia sicuramente mascherine e disinfettanti, un 47% vorrebbe anche il passaporto sanitario, mentre il tax credit non entusiasma i più. Ben 9 su 10 viaggeranno in Italia, anche se la gran parte vuole almeno cambiare regione e ci si sposta in auto verso le abitazioni dei familiari o amici, con un tuffo indietro nelle vacanze anni 70. Sarà veramente difficile, anche se abbiamo visto oggi anche nelle zone insomma montane ovviamente c'è già il ritorno un po' del turismo, insomma gli italiani stanno tornando, ma zone balneari e zone montane già cominciano ad arrivare anche i turisti stranieri. Oggi nella conferenza stampa Luca Zai ha parlato anche del piano di sanità pubblica del Veneto per la fase 3, che verrà consegnato, dice, spero per il 15 luglio. Il piano terrà presenti due aspetti fondamentali: una cosa fare se torna il virus e il tema delle sindromi influenzali che creano psicosi da paura pur non avendo niente a che fare con il virus. Il piano dovrà essere performante, l'abbiamo detto anche più volte nel corso delle nostre edizioni straordinarie. Ovviamente con l'arrivo ovviamente dell'influenza è possibile appunto un assalto agli ospedali per la paura che le prime febbri o i primi colpi di tosse possano in qualche modo creare ovviamente la paura del virus Covid. Noi ci colleghiamo adesso telefonicamente con il nostro Lorenzo Maier, che dovrei avere al telefono. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Daniele, a te lo studio e ai nostri telespettatori, buongiorno. Dunque, delle novità per quanto riguarda la Mostra del Cinema?
Sì, esattamente. Dunque, la Mostra del Cinema è entrata, diciamo, nel vivo per quanto riguarda la selezione dei film e ci sono già alcune date importanti da tenere in agenda. Diciamo che da oggi scatta il conto alla rovescia. Conto alla rovescia che segna -40 dal 28 di luglio, 40 giorni da oggi al 28 luglio, giornata in cui martedì verrà presentata, ecco, possiamo dire questa notizia di oggi, verrà presentato il programma della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con i film. Solitamente questo appuntamento si svolgeva a Roma, che la capitale è un po' un fulcro per quanto riguarda tutto il mondo cinematografico, Cinecittà. Questa volta non sarà così e anche per questo, diciamo, passerà alla storia questo primo festival post pandemia, perché l'incontro non sarà un incontro fisicamente a Roma, ma sarà una conferenza stampa che verrà trasmessa via streaming a tutti i colleghi delle varie testate, proprio per evitare assembramenti e quello di cui stiamo parlando ormai da mesi. Questa giornata del 28 di luglio, martedì, saranno presentati tutti i film sotto l'aspetto delle varie sezioni che compongono poi il programma del festival. Ci si aspetta grandi novità e a questo proposito i giurati i selezionatori, più che i giurati, scusate, sono già al lavoro con un ritmo impressionante di 10-15 film che vengono visionati ogni mezzogiornata da tutti i vari gruppi di lavoro per poi fare la scrematura dei film che entreranno nel programma della mostra. L'altra novità importante, sempre per quanto riguarda il Festival del Cinema, di cui si sta dibattendo, è quella della capienza delle varie sale. Bene, al momento la Biennale sta lavorando su un'ipotesi di occupazione delle sale al 50%, quindi con una capienza dimezzata, che sarebbe comunque già un buonissimo risultato rispetto a quelle che erano le previsioni di qualche settimana fa, per far sì che ci sia comunque una circolazione importante dei film per accontentare una platea vasta. Il direttore del festival, Alberto Barbera, ha già dato alcune linee guida. La principale verrà concretizzata nel fatto che ci saranno meno film, ma che i film principali verranno proiettati in tutte le sale della mostra, proprio per dare la possibilità al classico pubblico del festival di poter visionare le pellicole. Quindi un maggior lavoro di selezione per vari film che verranno sempre in anteprima mondiale, lo ricordiamo, proiettati in varie sale per accontentare un po' tutti. Oggi, Lorenzo, il Presidente Zaia ha parlato di linee guida per quanto riguarda i trasporti. Tu prima ci annunciavi di uno sciopero relativo alla CTV. Sì, c'è stato uno sciopero questa mattina, indetto per la verità solo da una sigla sindacale, la sigla sindacale di base, la quale appunto ha indotto uno sciopero di 3 ore che è iniziato alle 10, che per alcuni è stato, diciamo, per alcuni pendolari, utenti, passeggeri, è stata anche un po' una brutta sorpresa, nel senso che proprio il fatto che sia stato indetto da una sigla sindacale ha fatto sì che non ci fosse stata data una pubblicità ampia, anche se c'era tutta la cartellonistica anche ai termini che avvisava, e questo sciopero verte proprio in un grido d'allarme del personale di ACTV, autisti, piloti della navigazione, per quanto riguarda la sicurezza nei mezzi di trasporto. Sicurezza nel senso che ovviamente i contingentamenti stanno avendo delle ricadute importanti, anche una responsabilità da parte del personale di bordo che deve poi contare i passeggeri che salgono e fare in modo che non ci siano assembramenti. Il personale ACTV ha voluto protestare ritenendo che rispettare queste norme sia davvero difficile, poi in particolare per il fatto che appunto poi la responsabilità ricade proprio su coloro che lavorano, che spesso si devono subire anche molti improperi da parte delle persone quando va bene.
Questo ha fatto sì che questa mattina ci sia stato purtroppo anche un intervento d'urgenza dei carabinieri a San Zaccaria, a 2 passi da San Marco, i carabinieri che sono dovuti intervenire, chiamati per 2 volte in una corsa della linea 5.2 dal personale, sono dovuti intervenire per far salire e scendere le persone che non volevano sapere di rispettare le regole. Lo sciopero si è concluso, però qualche disagio sicuramente c'è stato, soprattutto nelle isole, e per quanto riguarda il trasporto lagunare, che come sappiamo è più fragile rispetto a quello degli autobus. Certo, grazie davvero, grazie Lorenzo, grazie anche per averci aggiornato di questa nuova, di questa notizia relativamente anche allo sciopero. E noi andiamo avanti adesso e ci spostiamo a Treviso perché c'è una notizia: le tariffe del servizio per l'asporto dei rifiuti legati alla componente dei materiali riciclabili per le aziende che insistono nei 49 comuni associati al bacino Priula e che hanno dovuto interrompere l'attività a causa dell'emergenza Covid-19 saranno azzerate per 2 mesi di chiusura e varie altre voci connesse alla gestione di altre frazioni di rifiuto verranno ritoccate con ulteriori agevolazioni. La decisione assunta al tavolo permanente tra il Consiglio di bacino stesso, la società operativa Contarina e le associazioni delle categorie produttive del terziario della provincia di Treviso, illustrato oggi dai vertici del consorzio. Il valore del provvedimento introdotto come strumento di sostegno all'economia locale è stimato tra l'1,7 e 2,2 milioni di euro. Quindi in base ad alcune simulazioni proposte le riduzioni variano fra il 12 e l'81% in modo proporzionale al valore delle tariffe annue normalmente pagate dalle diverse aziende. Io vedo già nello schermo Renzo Minella, presidente dell'ANEF. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Dunque, tutti gli impianti di risalita più o meno sono stati aperti? Beh, innanzitutto dobbiamo ringraziare fin d'ora le ordinanze che si sono susseguite in queste ultime settimane, a partire dall'ordinanza del 18 maggio che già permetteva agli impiantisti del Veneto di aprire i propri battenti. Il primo è stata la funivia del Lagazzuoi, che ha aperto subito, con delle direttive ben delineate da parte della Regione Veneto, da parte appunto dell'ordinanza e delle linee guida che sono state indicate appunto dalla Regione, che ci permettono di lavorare in massima tranquillità ma anche in massima sicurezza sia per i nostri dipendenti che per i nostri utenti. Ecco, come vi siete organizzati? Noi ci siamo organizzati, innanzitutto va detto che l'ANEF si è spesa tantissimo a livello nazionale e anche a livello regionale per dare dei contributi significativi per quanto riguarda appunto le riaperture dopo il lockdown e dopo la chiusura improvvisa del 9 marzo che ci ha fatto terminare la stagione con un mese e mezzo di anticipo. Ci siamo subito messi a disposizione di Regione e Governo, in particolare nei confronti della Task Force nazionale, per dettare appunto o indicare le linee guida per questa riapertura, che sono state recepite, devo dire, in primis appunto dalla Regione del Veneto, prima ancora che del Governo nazionale, che ha dato praticamente ha permesso l'apertura solo qualche settimana fa attraverso un DPCM, mentre a livello regionale Veneto potevamo già partire. Abbiamo i nostri vicini Trentino e Alto Adige che hanno la possibilità di caricare 2/3, al massimo 2/3, parlo di cabine, quindi cabinovie e funivie, mentre per quanto riguarda la Regione Veneto è stata data indicazione di poter caricare a pieno, rispettando però i dispositivi non di distanziamento, perché il distanziamento è superato con l'uso di mascherine, quindi con le protezioni adeguate, e quindi questo ci permette di lavorare a pieno ritmo. Poi sta anche un po' alla nostra sensibilità, se è il caso o meno in questo periodo particolare, per andare incontro anche alle esigenze del momento che stiamo vivendo, se caricare a pieno o meno. Ma questi ragionamenti li abbiamo fatti pensando all'inverno. Durante la stagione estiva caricare anche con un caricamento limitato dei nostri impianti non sarebbe un problema, lo diventerebbe invece molto importante, sarebbe un problema gravissimo se questa limitazione di caricamento fosse anche per la stagione invernale.
Chiaramente tutto questo non riguarda seggiovie, perché seggiovie, essendo dei veicoli all'aria aperta, sempre con mascherina, sempre ben protetti, però si può salire tranquillamente nelle seggiovie in base alla portata che hanno. Ecco, tutti gli impianti sono ripartiti, sono stati riaperti, oppure c'è qualcuno che ancora diciamo è fermo? No, allora l'idea è quella di partire tutti quanti, stiamo partendo in maniera scaglionata, abbiamo, come dicevo, Cortina che è già partita, Araba la settimana scorsa, la zona di Araba, Campolongo, e dal prossimo weekend è partito anche il Montebaldo, Malcesine e Funivia Malcesine, e dal prossimo weekend ci saranno delle nuove aperture per entrare a pieno regime il 4 di luglio. Comunque ricordo che la percentuale di apertura rispetto all'inverno per quanto riguarda gli impianti estivi è circa il 30% degli impianti, aprono circa un 30-35% del totale degli impianti. Dunque insomma possiamo definire che l'estate è un po' un banco di prova, perché il problema si dovrebbe proporre di più per l'inverno, ovviamente, per voi. Noi speriamo che quest'inverno si possa procedere con le linee guida che sono state dettate oggi da parte della Regione, che non mettono limitazioni sulla portata e prevedono invece un'attenzione nelle attività pre-salita, quindi alla cassa, dal parcheggio alla cassa ai tornelli, dove là manterremo il distanziamento sociale, quindi il distanziamento di 1 metro, la sicurezza con tutte quelle indicazioni che ci sono state date, per poi però caricare con la massima portata disponibile per raggiungere il più velocemente possibile la quota per poter portare la gente subito all'aria aperta. Questo trasporto veloce dei nostri turisti, ripeto, soprattutto in stagione invernale, ci aiuta a non creare assembramenti, soprattutto nelle attività che anticipano la salita dell'impianto stesso. Ecco, abbiamo parlato anche di turismo, ovviamente, si cominciano a vedere i primi turisti, ovviamente anche nelle zone montane. Anche da voi negli impianti di risalita ci sono? Sì, noi abbiamo visto, nella prima fase, con le prime aperture di maggio, abbiamo visto soprattutto, dopo che è stata data la possibilità della movimentazione all'interno della regione, i nostri compaesani, i nostri veneti, che si sono fiondati in montagna e hanno usufruito dei servizi che erano già attivi, fra questi appunto qualche impianto di risalita. Dalla settimana scorsa, con l'apertura anche delle frontiere, abbiamo iniziato a vedere sempre il mercato italiano molto ben presente, ma anche cominciamo a vedere gli stranieri. Abbiamo delle indicazioni, per esempio, che arrivano dal nostro associato del Montebaldo. L'ultimo weekend c'è stato proprio l'assalto dei tedeschi. Ecco, c'è un po' di preoccupazione nel gestire, insomma, questo nuovo modo, insomma, di trasporto. Esatto, di trasporto, e con queste linee guida, e per mantenere ovviamente tutte le misure di sicurezza. Noi ci preoccuperemo affinché il nostro turista rispetti le regole nella fase, diciamo, preliminare alla salita dell'impianto, quindi mantenendo a distanza di sicurezza, avvicinandosi alle casse, rispettando tutte le indicazioni che abbiamo di igiene, il fatto stesso, per dire, la consegna banalmente delle mappe non avverrà più liberamente, ma solo su richiesta, oppure scaricandole attraverso un QR code direttamente nel telefonino. Ci sarà la presenza dei gel igienizzanti dappertutto, dopodiché potranno salire solo se muniti di mascherina. E le nostre cabine avranno tutte le cabine chiuse, quindi funivie e cabinovie, verranno bloccate le aperture, quindi verranno lasciate le aperture di areazione aperte, per far sì che ci sia una igienizzazione o sanificazione naturale attraverso lo spostamento dell'aria corrente all'interno della cabina. Dopodiché noi come impiantisti siamo tenuti ad igienizzare quotidianamente tutte le cabine. Ecco, a livello proprio turistico, come sentite i turisti magari preoccupati di poter prendere questi impianti, insomma, che sono comunque luoghi più chiusi e più piccoli? C'è qualche preoccupazione secondo lei da parte dei turisti? Come dicevo prima, in questa fase non abbiamo la necessità, anche se il decreto ce lo permette, di caricare a pieno, quindi lasciamo comunque degli spazi importanti all'interno delle cabine, e in questo caso penso principalmente alle funivie, che hanno delle portate importanti.
non abbiamo questa necessità di caricare il pieno perché l'afflusso estivo è molto più costante e diluito, non si può dire lo stesso per quanto riguarda l'inverno. Quindi la nostra clientela, dalle indicazioni che ho, dalle prime segnalazioni, è tranquilla, sale tranquillamente, protetta come abbiamo detto, ma non sente questa pressione. Credo che per noi la stagione estiva possa diventare prove generali per l'inverno, sperando che quest'inverno la situazione sia migliore e che anche questa paura, questa preoccupazione sia ai minimi termini e quindi si possa lavorare tranquillamente. C'è da dire però che il livello di protezione durante i mesi invernali è molto più elevata, in quanto ok la mascherina, che può anche essere sostituita da uno scaldacollo, da un passamontagna, abbiamo casco e occhiali già indossati per lo sci, per la pratica dello sci, e i guanti che comunque d'inverno ci sono. Siamo molto più protetti nella fase invernale, quindi se il caricamento durante l'inverno sarà più importante, pensiamo di affrontarlo anche questo nella maniera dovuta e nella massima sicurezza. Siete una stagione che ovviamente parte con difficoltà, parte a rilento e parte sicuramente più tardi rispetto agli altri anni. C'è invece la preoccupazione di non riuscire appieno economicamente a trovare una soluzione? La preoccupazione ovviamente è tanta, ma c'è anche tanta fiducia, perché abbiamo visto comunque che la montagna sarà una delle destinazioni più gettonate, diciamo, per quanto riguarda la vacanza estiva, per gli spazi ampi, per la possibilità appunto di passare delle giornate lontani dalla massa, lontani dagli assembramenti, quindi questo sicuramente ci porterà dei vantaggi. Siamo molto preoccupati perché il mercato estivo chiaramente sta partendo molto molto a rilento, e il mercato estero, scusate, sta partendo molto molto a rilento, e pensiamo comunque, dalle indicazioni che ci arrivano anche dal settore ricettivo, che un luglio sarà un luglio un po' sotto la media, ma dalle indicazioni appunto sembra che agosto sia ai livelli degli anni scorsi. Per noi la stagione estiva alla fine contempla, diciamo, l'ultima settimana di luglio, il mese di agosto e le prime 2 di settembre. Se poi il tempo ci aiuta, sicuramente cercheremo di limitare i danni. Comunque non sarà un'estate come le altre. Grazie, io lei intanto la ringrazio davvero per aver accettato il nostro invito e per essere stato con noi, grazie davvero. Speriamo davvero che questa stagione comunque partita vada adesso per il meglio. Grazie a voi e grazie anche per il grande lavoro che state facendo. Grazie davvero, arrivederci e buon lavoro. Io mi collegherei subito, darei la linea subito alla nostra Ilaria Marchiori, che si trova nell'unità di crisi di Marghera, che ci fa un po' un sunto di quanto è successo oggi nella conferenza stampa di Luca Zaia. Sì, buongiorno Daniela, ben ritrovati ai nostri telespettatori. È stata una conferenza stampa molto interessante perché oggi ospite c'era la dottoressa Liviana Dadalt, che è la dirigente del pronto soccorso pediatrico di Padova, e quindi si è parlato diffusamente di coronavirus e bambini. La dottoressa ha esordito dicendo che innanzitutto non bisogna mai fare l'errore che i bambini siano dei piccoli adulti, perché non è così, e non è così soprattutto dal punto di vista immunitario, e infatti quanto successo con i contagi da coronavirus l'ha ampiamente dimostrato, perché anche quando si ammalano reagiscono in maniera totalmente diversa dagli adulti, e i numeri hanno parlato chiaro, perché 369 bambini sotto i 15 anni, parliamo di questa fascia d'età, infetti in Veneto su 650.000 residenti nella nostra regione. Dunque si tratta di poco meno del 2% di contagi totali. Molti numeri che ha dato la dottoressa, che abbiamo sentito anche nel corso della conferenza stampa, e molti dati interessanti che ci sono arrivati. Naturalmente il primo, le informazioni più che i dati, naturalmente il primo tra questi, le numerose domande che ci si è posti proprio nel momento in cui si vedeva che i bambini non venivano contagiati. Tra queste le
risposte, naturalmente tutte ipotesi, ha voluto specificare la dottoressa perché di certo non c'è ancora nulla, però una di queste riguarda l'infettività, proprio perché la proteina su cui si attacca maggiormente il virus nei bambini è ancora prematura, dunque questa potrebbe essere una delle ipotesi. Poi c'è la maggiore esposizione che i bambini hanno anche per le loro frequentazioni, anche perché stanno molto insieme tra di loro, anche perché lo sappiamo i bambini si ammalano, no? Spesso facilmente, però proprio magari alla luce di queste potrebbero avere un'immunità diversa. E poi quella che la dottoressa ha detto i pediatri preferiscono ritenere valida, lo specifichiamo di nuovo, stiamo parlando comunque di ipotesi, è la risposta immunologica che hanno i bambini nei confronti del coronavirus, che è totalmente diversa da quella che invece c'è negli adulti. In qualche modo diciamo sembra che la loro risposta immunologica li protegga dal coronavirus. Queste dunque le maggiori ipotesi che la dottoressa ci ha esposto, tanti punti che ha toccato, anche quello che riguarda la potenziale trasmissione del virus da bambino ad adulto, però anche con il fatto, ha voluto dirci la dottoressa specificandoci, che magari abbiano una sintomatologia più bassa, con una carica virale più bassa e che magari spesso possono essere asintomatici, può esserci una trasmissione sì, ma può non essere così elevata, anche se naturalmente queste sono ancora tutte ipotesi al vaglio, lo si sta cercando di capire mano a mano anche attraverso i vari studi che si stanno facendo, che sono stati fatti, tra cui lo studio del professor Crisanti sulla popolazione di Voche, sui bambini, ha dato dati davvero interessanti. Uno degli aspetti importanti che ha toccato la dottoressa è anche quello che riguarda le mascherine, ha voluto parlare dell'utilizzo delle mascherine per fascia d'età. Sotto i 2 anni ad esempio è altamente sconsigliato l'utilizzo della mascherina, proprio perché il bambino potrebbe avere più problemi di respirazione, addirittura se non viene tenuto abbastanza sotto controllo anche di soffocamento, quindi sotto i 2 anni è altamente sconsigliata. Tra i 2 e i 6 anni invece è solamente consigliata, ma in pochissimi casi, perché in questa fascia d'età il bambino non ha ancora quella maturità di poter utilizzare la mascherina e quindi potrebbe toccarla, metterla nel modo scorretto, toccandola potrebbe essere maggiore veicolo di infezioni, e dunque tra i 2 e i 6 anni è solamente consigliata, ma assolutamente non obbligatoria, mentre è importante che la sappiano usare dai 6 anni in su, e questo è un messaggio che si dà soprattutto ai genitori e alle famiglie, di insegnare ai propri figli sopra i 6 anni l'utilizzo corretto della mascherina, dunque come indossarla, come conservarla, ovviamente con le norme igieniche, e soprattutto anche i luoghi in cui indossarla. In primis i luoghi affollati, dove ci sono ovviamente più persone, dove si creano assembramenti, e quindi l'utilizzo della mascherina è importante, e poi anche nei luoghi chiusi dove ci possono essere più persone. Un dato interessante, Daniela, se abbiamo ancora un pochino di tempo, riguarda invece un aumento, i dati che hanno esaminato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova, che nel periodo che va dal 9 marzo al 20 aprile, dunque il pieno periodo di lockdown, un aumento dei casi di incidenti domestici, un aumento considerevole rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È facile capire perché, con i bambini a casa che spesso si annoiavano, che non sapevano cosa fare, gli incidenti domestici sono aumentati, e in particolare ci ha spiegato la dottoressa D'Adalta anche quelli più gravi, ad esempio intossicazione da farmaci perché magari toccavano e non erano tenuti sotto controllo dai genitori, ancora con prodotti detergenti per la casa che magari si spruzzavano negli occhi, cadute dal terrazzo. Sono stati davvero incidenti importanti che hanno portato a 11 ricoveri, tra cui qualcuno anche in terapia intensiva, ma si sono conclusi tutti per il meglio. Ecco, questi in sintesi i punti toccati dalla dottoressa D'Adalta, che oggi il governatore Zaia ha voluto portare qui nel corso della sua quotidiana conferenza stampa, per poter dedicare uno spazio al mondo dei bambini e al loro approccio
immunologico con il coronavirus. Ilaria, solo una domanda. Oggi il Presidente ha anche parlato di nuove linee guida per quanto riguarda i trasporti. Sì, eccoci qui. Gli appunti sono tantissimi perché c'è sempre molta carne al fuoco. È stato proprio quanto dichiarato dal Presidente in apertura di conferenza, che domani dovrebbero proprio arrivare delle nuove linee guida che riguardano il mondo del trasporto, in particolare quello privato. Dunque si cercherà di capire quali saranno le novità, anche perché sappiamo che è un settore importante. Qualche settimana fa c'era stato anche un presidio proprio davanti all'ingresso della Protezione Civile, e poi c'era una delegazione, e lo stesso giorno era ospite qui del Presidente Zaia anche l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, che poi ha incontrato questa delegazione dicendo che si sarebbe occupata anche della situazione del trasporto pubblico privato, e dunque domani dovrebbero arrivare queste nuove linee guida per quanto riguarda il mondo del trasporto e in particolare quello privato. Sarà toccato anche quello pubblico, non sappiamo ancora in che misura, ma insomma tra meno di 24 ore lo sapremo e il governatore le illustrerà nel punto stampa di domani. Grazie davvero Ilaria. Grazie e buon lavoro. A voi, grazie. Dunque avete sentito insomma un po' un riassunto di quello che è successo nella conferenza stampa oggi della nostra Ilaria Marchiori. Ora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio con questa edizione straordinaria. Io non so se ce l'abbiamo già in collegamento. Roberto Ciammetti, Presidente del Consiglio regionale, lo vedo. Buongiorno. Presente, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli spettatori di Antena 3. Sente, lei ieri ha detto il Paese ha bisogno di fatti e non di parole. Sì, quello che ieri ha lasciato di stucco tutti, poi ho visto anche il Presidente di Confindustria Bonomi partire con carichi da 90, il fatto che il Premier Conte avesse detto ma a settembre presenteremo un piano per le imprese. A settembre le imprese devono avere certezze, non una presentazione, un ennesimo annuncio, ulteriori promesse che poi non vengono mantenute. È notizia apparsa sui giornali di oggi che dei 10 decreti lanciati dal governo durante questi 3 mesi, 8 sono ancora da approvare. Quindi quello che ho detto io ieri appunto in maniera abbastanza chiara è che non è pensabile, possibile, specialmente per il mondo produttivo, la politica degli annunci. Non può funzionare, non può andare bene. A settembre le imprese, se non hanno già avuto qualcosa in queste settimane, da qua appunto a fine luglio, se non hanno certezze chiare su come poter procedere, su quali strumenti poter utilizzare, avere le banche che finalmente aprono i cordoni, avere gli operai che hanno avuto la cassa integrazione in deroga. Ieri appunto Bonomi l'ha detto in maniera chiara che moltissimi, nonostante gli annunci del governo, devono ancora vedere la cassa integrazione e molte aziende l'hanno anticipata. C'è bisogno di concretezza e non di chiacchiere vuote, non di appunto conferenze stampa vuote, di annunci che non hanno nulla alle spalle, di situazioni che, ripeto, non possono essere di tranquillità per il mondo economico e produttivo fortemente provato da questa crisi sanitaria. Quindi mi sono permesso appunto di arrabbiarmi un po' e di far sì che spero qualcuno a Roma capisca che di parole ne siamo stanchi, coi ciacque non si fa fritto e diciamo dalle parti nostre, sinceramente, e poi Bonomi l'ho visto appunto piuttosto arrabbiato su quello che Conte stava dicendo, perché io sento quello che gli artigiani, gli imprenditori locali, le persone che vivono veramente la realtà produttiva veneta stanno chiedendo, e l'incertezza che arriva da Roma sicuramente non fa bene alla nostra economia. Ecco, fra l'altro una ripresa, è stato detto che nonostante la riapertura di tutto, una ripresa che è molto lenta e molto difficile ovviamente.
è assolutamente molto lenta, ci sono situazioni nei nostri maggiori partner europei ancora tutta da decifrare e come parlo con colleghi di altre realtà europee, per tutti la grande incognita, la grande verifica che faremo sarà appunto la ripartenza di settembre-ottobre. Lì capiremo effettivamente lo stato dell'economia. Però, ripeto, se le nostre aziende non hanno in questo momento la benzina da mettere nel motore dell'economia della nostra regione, io parlo per il Veneto, sicuramente molte delle aziende che adesso magari hanno delle difficoltà a settembre, prima di riaprire, ci penseranno molto e molto. Non possiamo lasciare i nostri imprenditori con incertezza così palpabile, così chiara come ieri appunto ha dimostrato il governo Conte. Senta, un'altra cosa, oggi Ettore Rosato ci diceva, insomma, stati generali vanno bene, però insomma ci vogliono i fatti concreti e soprattutto veloci. È quello che manca, le dicevo, avere 8 provvedimenti su 10 ancora tutti da approvare, cose annunciate nelle conferenze stampa del sabato sera a reti unificate a livello nazionale, ministri che hanno promesso cose che poi non sono state mantenute, la cassa integrazione che doveva arrivare ancora, ripeto, ancora a fine aprile, e moltissimi lavoratori non hanno visto nulla e siamo ormai a luglio. È una situazione che, ripeto, tante parole, tante conferenze stampa, tante iniziative mediatiche, ma non è che Rocco Casalino possa dettare l'agenda effettiva di questo paese. Non è che con appunto la foto su Facebook o il video fatto del ministro X o Y il paese riparte. Se le aziende non sono in grado di lavorare, ci saranno disoccupazione, ci saranno mancate entrate del sistema erariale, c'è una catena che, se appunto si avvolge su se stessa, creerà un cortocircuito molto pesante per il nostro paese. Altra cosa che vedo un po' dal mio punto di vista, io vedo la situazione del Veneto e sento appunto alcuni imprenditori che vedono il bicchiere mezzo pieno, che vedono di poter ripartire, ma quello che sento da altre parti d'Italia è preoccupante. Là veramente realtà produttive non hanno aperto i cancelli, non hanno rimesso in moto linee produttive, a parte l'agroalimentare che comunque ha retto tutta questa situazione, molta manifattura, molti servizi, non parliamo del turismo appunto in una fase di incertezza tragica, molte attività produttive non sono ripartite, quindi qua in Veneto invece abbiamo una situazione più dinamica, imprenditori sicuramente lungimiranti, gente che ha cercato nuovi mercati, gente che si è andata a fare, si è rimboccata le maniche nonostante appunto il periodo di lockdown. Adesso però c'è bisogno da parte dello Stato che alcune delle promesse fatte negli ultimi mesi, nelle ultime settimane siano mantenute, altrimenti, ripeto, è una presa in giro devastante per i nostri imprenditori. Anche se purtroppo, come abbiamo potuto constatare anche noi, insomma anche nel Veneto alcune, insomma, ci sono imprese ovviamente meno che in altre regioni, però imprese che sono in attesa di capire che cosa accadrà da adesso in poi e quindi che non hanno ancora riaperto l'attività. Purtroppo sì, è proprio questa fase di incertezza che a chi deve fare impresa, a chi deve programmare non alla settimana ma nei prossimi 6, 7, 8 mesi quello che può fare. Ad esempio porto una cosa sulla quale tutti si sono scontrati, il fatto che era stato promesso appunto di avere garanzie in banca coperte dallo Stato. Quegli imprenditori che si sono rivolti agli sportelli bancari hanno ricevuto tutta una serie di distinguo, di cavilli, di postille che non gli ha permesso di accedere a nessuna forma di credito, quindi era cosa anche risaputa. Io ho fatto qualche dialogo con alcuni ministri che erano coscienti di questa cosa, dovevano modificare un articolo del primo decreto approvato, però è ancora tutto lettera morta, non si è intervenuti, c'è una lentezza a Roma che è incredibile, anche in periodi di crisi
avere un pachiderma come quello che appunto quello ministeriale, che non è al passo con la necessità del paese, al passo con i bisogni degli imprenditori, è un gap incredibile. Io ripeto, parlo con colleghi di altre realtà europee, di altri paesi europei, lì parlo di Germania, parlo anche di Francia, parlo Spagna, Paesi Bassi. Lì le cose promesse dai governi sono state immediatamente rese disponibili al mondo produttivo. Non è pensabile possibile in un sistema appunto come quello italiano, dove siamo la seconda manifattura d'Europa, avere un gap rispetto ai nostri competitor, ai nostri anche mercati che ci sta facendo rallentare rispetto al resto. E non parlo del turismo, che non è mai stato considerato in nessuna programmazione da parte appunto del governo Conte, che sta subendo una crisi epocale. Senta, secondo lei si poteva evitare, insomma, parlando degli stati generali, tutto questo iter, magari passare subito ai fatti invece degli stati generali? Assolutamente sì, mi sembra un'inutile vetrina, ripeto, sarà venuto in mente a Rocco Casalino, un'inutile vetrina che tra l'altro ha precedenti storici che non hanno portato fortuna. Si doveva, secondo me, far lavorare il Parlamento, fare audizioni delle categorie economiche, delle commissioni che in Parlamento sono lì apposta. È stato, secondo me, anche un esautorare il Parlamento rispetto alle potestà che dovrebbe avere, perché il piano Colao, che aveva troppe pagine, 118, che aveva troppi spunti, ma mandato nelle singole commissioni parlamentari, fatto le audizioni con le categorie interessate, con gli stakeholder appunto specifici, poteva avere già un filtro e una, chiamiamola, verifica a livello parlamentare per poi creare provvedimenti per l'Aula. Gli stati generali, ripeto, mi sembra un'inutile perdita di tempo per creare notizie da dare ogni giorno, per creare qualche photo opportunity, per creare appunto qualcosa per le agenzie, ma non mi pare che stia uscendo nulla di concreto. Anzi, mi permetto di dire, sta diventando un boomerang per il governo, perché quello che ha detto ieri il Presidente di Confindustria Bonomi, penso, ha avuto spazi importanti su tutti i giornali, su tutti i media, che stanno facendo emergere l'incapacità di questo governo di dare risposte reali al sistema paese. Guardi, le faccio un'ultima domanda velocissima. Elezioni, si va a fine settembre? Allora, mi auguro e spero che oggi il Senato approvi questo decreto legge, perché fra 2 giorni scade. Sarebbe, penso, una figuraccia galattica se non riuscisse appunto Roma ad approvare un decreto che è partito nel dibattito, nel dialogo con le regioni ancora a inizio aprile. È una confusione unica. Abbiamo visto la ministra Azzolina lanciare l'apertura delle scuole il 14, abbiamo visto altri ministri parlare delle elezioni il 20 e 21. Noi aspettiamo la conversione del decreto per poi muoverci come sistema delle regioni nel suo complesso. Se dovessi scommettere una data, appunto oggi scommetterei il 20-21, però veramente si crea un caos e un ingorgo fra scuole che si aprono e che si chiudono dopo qualche giorno, sanificare le scuole, metterci dentro i seggi, portare fuori i seggi, risanificare le scuole e farli partire. Cioè, già i ragazzi hanno avuto uno shock nel fare appunto 3-4 mesi di didattica a distanza, magari non preparati. È difficile spostare, certo, come ha detto qualche membro del PD, spostare i seggi fuori dalle scuole per i comuni che hanno un'organizzazione ormai consolidata, è una cosa molto difficile. Faccio un esempio. Tutti noi abbiamo a casa la tessera elettorale, se andate a leggerla, il 95% dei cittadini veneti hanno l'indirizzo della scuola dove andare. I comuni dovrebbero cambiare le tessere, rifare gli indirizzi, allestire palestre o altre cose. È una cosa veramente complessa e non semplice da fare. Il governo, anche in questo caso, non sapeva la mano destra cosa faceva con la sinistra e ha creato un imbarazzo incredibile a regioni e comuni che poi devono gestire questa cosa. La ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro.
Arrivederci altrettanto. Grazie, arrivederci. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio, un'ultima notizia prima di chiudere. Presto saranno disponibili le linee guida condivise Governo-Regioni per la ripresa delle attività, ma occorre un piano di investimenti per il settore, lo ha sottolineato il Presidente Stefano Bonaccini aprendo i lavori delle conferenze delle regioni. La scuola deve ripartire prima possibile, ma in condizioni di massima sicurezza. Per questo motivo, ha sottolineato, abbiamo concordato con il Governo un ulteriore momento di confronto la prossima settimana per arrivare all'emanazione di linee guida condivise. Questa dunque era l'ultima notizia, io vi do appuntamento alla prossima edizione straordinaria alle 17:30 ed è davvero tutto, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.